lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il suo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Quando hai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò, ti lascerò, i tuoi sorrisi, la voglia di scoppiare ed il tuo orgoglio lo lascerò sfogare. Ti lascerò credere, ti lascerò scegliere, ti lascerò, ti lascerò. Ti lascerò vivere, ti lascerò vivere, ti lascerò, ti Importante questa canzone, queste parole, ti lascerò, sembra facile per certe donne ma non lo è di sicuro, sono troppo sole, non si sentono protette, hanno paura, addirittura non riescono a parlarne in famiglia e questo è il grande dramma. Dicono alle amiche, a qualche amica, ma non lo dicono in famiglia. Eppure sono famiglie unite, famiglie di supporto. Cosa c'è che non va? Come mai non si ha il coraggio di dire in famiglia questo rapporto non funziona, aiutatemi? Perché veramente anche ieri è successo di tutto e più, ogni giorno. Ne parleremo questa mattina, vediamo se è collegata la dottoressa Katia Morellato, referente per la violenza di genere e codice rosa ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie veramente dottoressa di essere qua, sa quanto ci tengo e quanto ne parlerò. Come lei ben mi conosce, non è che per me si chiude e si parla il 25 di novembre, ma penso che siano temi che dobbiamo parlarne tutti i giorni, non ne veniamo fuori. Saluto anche Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo, primo mandato centro-sinistra. Grazie sindaco anche a lei. Grazie di essere qui. Allora sindaco, io partirei proprio da lei. Cosa ne pensa lei uomo, a parte il sindaco, come uomo, cosa sta succedendo a certi uomini? Ecco, questo cambiamento maschile che con tanta difficoltà
accettano di farlo, l'abbiamo sentito dai responsabili, ma soprattutto questo uomo che non riesce a capire che la donna si è evoluta, la donna ha fatto molti più passi avanti di voi, non c'è niente da fare, ci mettiamo in prima linea, ci mettiamo la faccia, ci rimbocchiamo le maniche per cercare di migliorare la società, nella malattia, in tanti settori. Prego, Sindaco. Allora, lei ha sicuramente ragione. Io credo che il problema sia antico, anzi io sono convinto che il problema sia antico. Sicuramente c'è un'evoluzione della società e questo ha provocato una serie di scompensi, ma il tema vero è che la società aveva una serie di questioni che non funzionavano già da prima. Si è parlato molto di patriarcato nel corso delle ultime settimane, con modalità anche molto diverse tra di loro. Sicuramente se noi analizziamo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista dei dati, quello che abbiamo di fronte, osserviamo che c'è oggettivamente una presenza di discriminazione fortissima nei confronti del genere femminile in tutta una serie di realtà sociali, a partire dal mondo del lavoro, passando per il livello salariale, le percentuali di responsabilità ad alti livelli all'interno del mondo produttivo e così via. E questo ovviamente fa il paio con il fatto che storicamente nelle nostre società il ruolo femminile è sempre stato relegato a determinati ambiti e questa cosa continua a valere ed è sicuramente profondamente sbagliato. È un problema che deve necessariamente essere rimesso in una situazione di sostenibilità, lavorando dal punto di vista culturale, lavorando dal punto di vista della formazione delle giovani generazioni. È stato fatto molto, ma non è stato fatto abbastanza. Sicuramente non è stato fatto abbastanza, lo vediamo perché tutti i giorni è uno stillicidio continuo inaccettabile. Ieri Vincenza, una signora di 42 anni, ma non è l'unica, e purtroppo sembra che non impariamo mai dagli errori passati. È una situazione gravissima. E ovviamente tutti devono fare la propria parte, perché altrimenti la situazione già così è inaccettabile e lo diventerà sempre di più. Grazie veramente Sindaco Gaffeo per le parole che ha detto. Allora, dottoressa Morelato, come commentiamo queste parole? Ecco, ieri e l'altro ieri ho avuto anche ospiti addetti ai lavori, specialmente la dottoressa Baiocchi, psicoterapeuta, che ha detto non parliamo di uomini, parliamo di persone, ci sono anche le donne. Sì, ho capito io che ci sono anche le donne, ma i numeri non sono così uguali. Ci sarà anche qualche donna, c'è, perché ci sarà sempre, ma i numeri degli uomini che ammazzano, che stuprano, che violentano, che sfregiano le donne sono numeri che non si possono dire che non sono numeri importanti, che in altre città d'Europa è lo stesso, anzi di più. Io vivo qua, vivo in Italia, mi interessa dove vivo, mi interessa il mio territorio, la mia nazione. Cosa ne dice, dottoressa? Intanto buongiorno Mirella, grazie per l'invito, scusate il collegamento un po' in ritardo. Allora, io credo che le sue parole siano assolutamente reali, concrete e come sempre lei ha centrato il punto. Ho sentito in questi giorni dire molto spesso non tutti gli uomini, è vero che non tutti gli uomini sono violenti, ci mancherebbe altro, ma tutti i violenti guarda caso sono uomini, tant'è che anche fra uomini gli omicidi, gli atti di violenza, gli stupri e quant'altro sono agiti da altri uomini, quindi non è il sesso maschile il problema in senso, cioè non possiamo contrapporre il sesso femminile a quello maschile, ovviamente, non è una lotta fra uomini e donne, ma la realtà è che l'uomo tendenzialmente è quello che agisce più violenza. Okay? Come gli omicidi sono anche ridotti nel corso del tempo, i femminicidi rimangono uguali. Hanno pubblicato i dati Istat recentemente in cui si diceva che rispetto all'anno scorso ci sono stati 2 femminicidi in meno, in realtà adesso con gli ultimi 2 di ieri ce ne sono stati 2 in più, anzi 3 in più probabilmente rispetto all'anno scorso, e l'anno non è ancora finito. Scusatemi, il fatto che negli altri paesi d'Europa e anche nel resto del mondo
esista una grande quota di violenza a danno delle donne è risaputo, è storico, è una pandemia che esiste da sempre e che purtroppo non riusciamo a debellare. Come giustamente ha detto il sindaco, ci vuole un cambio di cultura ed è fondamentale che tutti gli uomini, anche quelli che non agiscono violenza o che credono di non agirla perché non alzano le mani contro le loro donne, ogni volta che vedono un altro uomo fare battute sessiste, fare commenti osceni nei confronti di un'altra donna, guardare la donna in maniera molto, come si può dire, sessuata, ecco, come se quella donna fosse semplicemente un oggetto e non una persona, ecco, quegli uomini, quelli cosiddetti esenti da agiti di violenza, dovrebbero prendere l'altro uomo e fargli notare che quello è un comportamento sbagliato. Così riusciamo a cambiare le cose, perché se continuiamo ad accettare anche in maniera veramente molto inconscia che certi atteggiamenti, certe parole, soprattutto le parole determinano pensieri e quindi anche azioni, sono accettabili. La battutaccia, chiamare, che ne so, una donna in un certo modo, definendo solo quel pezzo di quel corpo di quella donna, non è una sineddoche, no? Adesso non cito la parola perché credo che non sia giusto, ma penso abbiate capito a cosa mi riferisco. Ecco, quando noi definiamo una donna solo quel pezzo del suo corpo, già abbiamo fatto un errore, già abbiamo fatto violenza e questo modo di chiamarla rende quella donna meno agli occhi di tanti uomini non portatrice di diritti. Dimentichiamo sempre che le donne e gli uomini sono esseri umani, okay? Che hanno la stessa dignità, dovrebbero avere la stessa dignità e gli stessi diritti a tutti i livelli. Come citato prima il sindaco, purtroppo questa discriminazione invece è costante contro le donne a tutti i livelli, sociale, lavorativo, intrafamiliare. L'85% dei femminicidi e delle violenze avviene all'interno delle mura domestiche. Quindi è inutile che andiamo a cercare poi chi è fuori dall'ambito familiare. La donna non può fidarsi nemmeno della persona che è accanto. E se quelli che ammazzano abitualmente lo fanno, come dicono i giornali, perché li amavano tanto, perché erano accecati dall'amore, ecco, pensiamo a cosa avrebbero fatto se queste donne stavano loro un po' sulle scatole, diciamo, no? Dottoressa Morellato, lo so che sono controcorrente e non è perché voglio essere controcorrente, ci mancherebbe, però ho il coraggio di dire quello che penso e lei lo sa. Allora, centri antiviolenza, ho capito che servono, per carità, però a mio avviso continuiamo a parlare di questa donna che viene allontanata dalla sua casa, dalle sue cose, con la sua quotidianità, per andare in un centro antiviolenza, una settimana, 10 giorni, 15 giorni, finché questo uomo, se qualcuno decide se è in grado di gestire ancora la situazione o cosa fare. Io lo trovo sconvolgente, dottoressa. Dovrebbe essere l'uomo che viene portato in questi centri antiviolenza, dovrebbe essere curato in questi centri antiviolenza e dopo, quando è stato fatto questo percorso, decidere se può tornare a casa o se invece non può tornare a casa. Ma io mi rifiuto di capire perché deve essere allontanata la donna dalla sua casa, dalla sua intimità, dalle sue cose. Ma perché allontaniamo la donna con i figli? Pensate, lo dico sempre, lei lo sa, i traumi di questi ragazzi, che io ho seguito poi qualcuno in prima persona ed è un disastro se qualcuno vuole capirlo, questi traumi che non passeranno mai. Ecco, perché non si fa questo secondo lei, dottoressa? Il braccialetto elettronico, quanti anni è che abbiamo il braccialetto elettronico? Dovevamo arrivare a 109, 110 femminicidi per capire che forse è tempo di mettere il braccialetto elettronico. Non serve, non importa, intanto te lo metto al primo schiaffo che dai alla donna, alla prima denuncia che fai, io te lo metto e poi vediamo. Prego, dottoressa. Allora, sono questioni veramente molto importanti. Intanto è la legge che prevede purtroppo che ci sia una tutela anche del presunto autore di violenza, perché sono sempre presunti anche quando purtroppo, come nell'ultimo caso del femminicidio di Giulia, il reo, insomma, è evidente che è lui e che non ci sono altre responsabilità di nessun'altra persona se non del Turretta. Ecco. Il fatto di allontanare la donna in prima battuta è quella per metterla in sicurezza.
sicurezza, perché ovviamente lei esce di casa, scappa e allontanare lui, dove lo mettiamo? In galera? Non è possibile. Ci vuole una denuncia, ci vuole il fatto che ci sia tutta una serie di passaggi giudiziari che prevedono poi che quella persona, cioè l'autore del maltrattamento, del reato, venga considerato veramente colpevole. Insomma, sappiamo che non sono cose così semplici da gestire. E l'altra risposta che mi è stata data: sì, però dove li mettiamo questi uomini? Sotto un ponte? Ecco, dopo ognuno di noi può pensare dove si potrebbero mettere questi uomini. Per quanto riguarda i centri antiviolenza, sono fondamentali, sono la nostra, veramente il nostro fulcro, il nostro punto di riferimento, parlo come pronto soccorso, perché poi le donne loro vengono affidate e insieme alle operatrici e alle psicologhe dei centri antiviolenza fanno un percorso di empowerment e di fuoriuscita, perché è un percorso veramente lungo dal punto di vista psicologico e di ricostruzione del sé. Per quanto riguarda poi i minori, anche lì è un enorme problema. Come lei ha giustamente detto, questi traumi rimarranno purtroppo per tantissimi anni a vita. Addirittura quando una donna è incinta e subisce un maltrattamento, delle violenze durante la gravidanza, quel trauma si ripercuote anche sulla corteccia cerebrale del feto, che anche in età adolescenziale adulta potrebbe avere dei danni anche fisici rispetto al trauma che ha subito ancora all'interno del grembo materno. Quindi la violenza fa male sempre. Le leggi, ripeto, ci sono. Il codice rosso rafforzato adesso prevede anche una presa in carico del caso codice rosso, appunto, nel giro di 3 giorni, da parte del giudice, da parte del PM, della polizia giudiziaria, eccetera. Abbiamo visto però, e i dati ce lo confermano e i numeri di femminicidi anche, che inasprire le pene non è la soluzione. Assolutamente, perché non è che da quando c'è il codice rosso, da quando ci sono le leggi, da quando l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul nel 2013 non ci sono più stati femminicidi, anzi i femminicidi sono stati, le violenze continuano, gli stupri sono aumentati del 4%, a parte dei femminicidi che se ne parla ovviamente giustamente, ci sono anche quelle donne che non muoiono, ma per esempio ce n'è una che adesso mi dispiace, non cito il nome perché io purtroppo con i nomi ho qualche difficoltà, non me lo ricordo, ma che è stata dimessa proprio ieri in questi giorni dall'ospedale dopo una serie di coltellate per cui ha perso un occhio, adesso gira con la carrozzina, ha un braccio rotto, non è morta fisicamente, ma come essere umano sicuramente la persona, quell'uomo, l'ex marito o marito che ha tentato di farla fuori, insomma, l'ha uccisa come nell'anima. C'è quell'altra ragazza che è stata sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato. Sono tutte donne che sopravvivono, ok, ma in che modo? E ha fatto bene a Quindi, ricordarlo, dottoressa Morellato. La inviterei tutti i giorni a parlare di queste cose, perché abbiamo una persona che si rende conto che c'è qualcosa che non va, come spiega giustamente la dottoressa Morellato, anche come donna. Manca un anello che è la protezione. Io ho la panchina, vedo la panchina, ma dopo dove vado? Cosa mi trovo? Questa donna che per anni è stata sola, che non ha avuto il supporto per tanti motivi, perché non ha il coraggio di esporsi, perché culturalmente anche in famiglia c'è sempre questa: aspetta, porta pazienza, non tutti, ma una buona parte, dove vai, come ti mantieni. A livello psicologico è devastante per una donna. Quei stipendi che hanno poi le donne, che sono sempre inferiori anche a quelli degli uomini, parliamone, questa indipendenza economica che non arriva mai, facciamo lo stesso lavoro ma le bilance pesano in maniera diversa, però nessuno ne parla. Ecco, silenzio. Questa donna si trova veramente con le spalle al muro, guarda i suoi figli e dico: adesso cosa faccio con i miei figli? Dove vado? Capite che a livello psicologico deve essere veramente devastante. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ricordiamoci che solo 50 anni fa c'era il delitto d'onore in Italia, io guardavo, e dopo le donne sembra sempre perseguitate dall'uomo, non è niente da fare. Adesso le donne devono svegliarsi e dire che anche le donne colpa gli uomini. Bene, se la sveglia tardi, doveva colparli prima incominciare, colpare anche a loro. Quando che tuo marito ti fa una roba e ti sottomette, tira fuori un coltello e copio.
Ecco, quello da fare. No, non Perché deve se no passare questo tu- messaggio, Rinaldo. Mi dispiace, No, ma non ma deve Mirella, tu passare ti trovi questo soluzione. messaggio occhio per occhio, dente per dente, o la legge del taglione. No, Rinaldo, dobbiamo cercare di capire in maniera diversa e guardarci in maniera diversa. Prego. Caduto Rinaldo. Allora, Sindaco, come commenta? Beh, io mi riaggancio alle cose che sono state raccontate prima anche dalla dottoressa. Io la penso esattamente allo stesso modo. Noi abbiamo bisogno di una serie di strumenti per affrontare un tema così complicato e così diffuso. Non possiamo pensare che un unico strumento sia quello che ci consente di risolvere la situazione. I centri antiviolenza sono sicuramente tra i migliori strumenti che abbiamo a disposizione in questo momento, per le cose che anche lei, Mirella, ricordava. Cioè noi abbiamo bisogno di costruire una rete di protezione attorno alle persone che sono oggetto di violenza, che si trovano molto spesso sole anche in famiglia. Questa cosa va assolutamente ribadita, perché purtroppo molto spesso le cose vanno esattamente in questo modo, per le cose che anche lei ricordava precedentemente. È un modo, come dire, di minimizzare, di chiedere sempre di portare pazienza, ma ci sono i bambini, ma ci sono i figli piccoli, è una situazione complicata, non hai il reddito, dove vai? Dare la possibilità di avere comunque una rete di appoggio è fondamentale. Non dimentichiamoci che collegati ai centri antiviolenza ci sono anche le case protette. Cioè l'altro tema fondamentale è che lasciare la persona oggetto di violenza all'interno del proprio mondo, della propria abitazione, la espone continuamente, perché chi esercita violenza sa esattamente dove abita e quali sono gli stili di vita che ha quella persona, gli orari. Quindi tutto questo deve essere fermato in qualche maniera. A livello locale esiste una rete che sta lavorando, stiamo cercando di mantenere anche i finanziamenti, perché bisogna ricordare che queste cose ovviamente non possono essere basate esclusivamente sul volontariato, serve ovviamente anche una rete di finanziamento importante. Gli enti locali insieme alle regioni e allo Stato stanno cercando di intervenire. Dobbiamo fare di più, sicuramente dobbiamo fare di più. Poi sulla questione Sindaco, culturale... mi scusi che faccio Sì. però una parentesi. Lei ha detto questo uomo può arrivare a casa e fare del male a questa persona. Ma mi scusi, se io a questo uomo metto il braccialetto elettronico e gli dico se ti becco vicino alla casa nonostante il divieto, vai direttamente in galera e ti fai 15 anni, subito, senza aspettare chissà cosa. Ecco, io ti do questa... Ti dico questo, se io ti trovo vicino all'abitazione vai in galera per 15 anni, ma ti metto anche il braccialetto elettronico. Guardi Sindaco, io non so e non voglio aver ragione, ma vorrei proprio vedere se si avvicinano così tranquillamente, sapendo benissimo quello che potrebbe succedere. Ma poi le dico un'altra cosa, abbiamo 6.000 associazioni di volontariato solo nel nostro territorio, ma è possibile che noi pensiamo solo al mondo del volontariato, a portare gli anziani, a cercare di fare gli orti sociali, banche alimentari e magari a non essere di supporto, di essere proprio di supporto a queste donne che sono in difficoltà? Ecco, magari fare come un senso di vigilanza. Abbiamo anche i nonni vigili, faremo i mariti vigili, ma qualcosa dobbiamo pur fare. Io continuo, intanto come sindaco direi subito di pagare immediatamente, guardare la situazione economica della donna e intervenire immediatamente, dare la possibilità che non abbia sto problema come faccio a vivere adesso. Capisce che ci sono tante cose, sindaco, ma non lo dice lei, poi lo sentire anche la dottoressa Morellato, che si potrebbe fare tutti assieme cercando di aiutarci, di accorciare questa catena. Invece rimaniamo sempre molto divisi, molto lontani, tutti che fanno tutto, alla fine queste donne sono sole. Dottoressa Morellato. Allora, sì, il discorso del braccialetto elettronico anche lì non può essere, non è un deterrente, perché poi lo rompono e comunque evadono, non rispettano il divieto di avvicinamento. Ci sono stati anche uomini che nonostante fossero finiti in galera hanno pagato un'altra persona perché facesse del male alla moglie o ex moglie. E chi ha deciso di ammazzare la donna lo fa, perché non si fermano davanti a niente. Quando questi uomini non fanno un percorso
di consapevolezza del loro essere violenti, e prima lei ha citato anche il fatto che loro devono essere curati. Allora, è un termine, mi permetto di dire, non completamente corretto, perché quando si parla di cura si parte dal presupposto che ci sia una malattia, insomma, un problema di salute. In realtà queste persone, questi uomini non sono malati, non sono matti, ok? Le persone che hanno problemi psichiatrici sono una minoranza, e i dati statistici internazionali, scientifici, ci dimostrano che solo una piccola percentuale delle persone che hanno problemi psichiatrici sono violenti contro le altre persone. Spesso e volentieri si fanno del male, autolesionismo, si suicidano, distruggono cose, ma non ammazzano una persona. In particolare poi questi uomini, ricordiamoci bene, che al di fuori delle mura domestiche sono persone irreprensibili, gentili, simpatiche, cordiali, aiutano la nonna attraverso la strada, salutano sempre, no? Queste sono le varie storie che ci raccontano quando intervistano i vicini di casa. Una famiglia perfetta, un nonno meraviglioso, anche l'ultimo che ha ammazzato a bastonate la moglie, purtroppo. Ecco, un nonno bravissimo, anzi ci mancherebbe altro, lui, figuriamoci. Ecco, questi uomini fuori di casa sono difficili da identificare e sono in mezzo a noi. Quindi anche pensare di poter fare una vigilanza attiva. Purtroppo molto spesso, qui vale ancora il vecchio detto di mia nonna, fra moglie e marito non mettere il dito e i panni sporchi si lavano in casa, ecco, questa è ancora la mentalità. Qui in Veneto poi in particolare, sono dati statistici Istat che ce lo dicono, che molti pregiudizi negli uomini e nelle donne venete che sono più propense ad accettare anche questi pregiudizi ci stanno, a differenza di quello che si può pensare che queste mentalità un po' così arcaiche, diciamo, siano di pertinenza di altre regioni del sud Italia. Non è così. Anche qui nel nord Italia purtroppo siamo a questi livelli, e anche nel nord Europa. Tant'è che nel nord Europa i femminicidi sono un numero molto più elevato che da noi. Per esempio in Germania sono 3 volte tanto. Quindi vuol dire che nonostante tanti proclami, tante leggi e quant'altro, c'è qualcos'altro che bisogna modificare, ed è appunto la cultura. Bisogna fare prevenzione, bisogna partire dai bambini e dai ragazzini, andando nelle scuole. Mi è successo ultimamente, perché è stato un mese un po' impegnativo questo, appunto attorno al 25 novembre, come ha detto giustamente lei Mirella, se ne parla tanto, bisogna parlarne sempre, tutti i giorni, per mantenere alta l'attenzione, ma ci sono ragazzine e ragazzini dai 16-18 anni che, guarda caso, non tutti, alcuni, una minoranza, ma ha fatto male sentirlo dire. L'affermazione, beh, però forse Giulia in qualche modo se l'è cercata. Allora a me questa cosa fa malissimo, vuol dire che noi adulti non siamo riusciti a dare i messaggi giusti, abbiamo fallito in qualcosa, dobbiamo assumercene la responsabilità, perché Filippo è anche figlio nostro, come lo è Giulia. Qualcosa abbiamo sbagliato, dobbiamo ricominciare anche da noi, prima di puntare il dito sugli altri. Le leggi ci sono, in Italia sono buonissime leggi, il problema spesso, anche qui, è l'interpretazione che ne danno i magistrati, i giudici, e l'applicazione poi della legge, perché le leggi ci sono e sono anche buone. Abbiamo Rino da Rovigo. Ciao Rino. Ciao Mirella, allora prima di tutto faccio i miei complimenti al nostro sindaco, che l'ho visto, Edoardo Caffaro, che l'ho visto qua in televisione, che sto guardando adesso. È un sindaco per me eccezionale, bravo, ha tante iniziative, lui avrebbe tante iniziative, ma sono gli altri che tirano indietro. Il problema è quello, guarda, lo sto guardando, comunque il nostro sindaco qua spero che vada avanti in altri 5 anni, perché io lo conosco e quando lo vedo dico ciao. C'è anche il primo cittadino del Rovigo, io anzi ci tengo, perché per cui io abito a Boara, per cui era nato a Mar di Mago, Granzetta, adesso non ricordo. Comunque è un cittadino bravo, perché anche quest'anno sta organizzando tante cose per le sere di Natale in piazza, sta organizzando tante cose, ha portato l'albero, ha portato le casette, ha portato tante cose, è un sindaco da ammirare. E non so se abbia saputo, anche a Rovigo succede che fanno male alle ragazze. Cioè una signora, quella che non so se Edoardo Caffaro vi ha accennato, quella che stava prendendo il treno, il marito l'ha scortellata a Rovigo. Cioè, sono cose vergognose. Queste qua, i ragazzi giorno d'oggi che non hanno più rispetto per le ragazze, per le mamme specialmente,
che non vanno a scuola, fanno i furbetti, specialmente sul viale della stazione c'è un casino di ragazze, fanno un casino, rompono tutto, c'è un disastro, cose allucinanti. Edoardo Raffaello cerca di fare tutto, anzi lo ringrazio tanto che sta portando i vigili vicino alla stazione, così quel parco lì che è un parco disastroso, c'è un disastro, spero che dopo con i vigili vanno via tutta quella cosa lì. Comunque sono contento che l'ho visto, è una degna persona, anzi è da ammirare. Pirella, ti ringrazio, buona giornata. Grazie Rino, penso faccia piacere al Sindaco sentire queste parole veramente. Sa cosa, Sindaco, che noto? Che i nostri telespettatori e telespettatrici sono molto vicino alle istituzioni, cioè loro quando c'è un problema, se l'istituzione risponde, sono veramente contenti perché per loro è importante. L'altro giorno ho avuto ospite quella mamma purtroppo che ha perso suo figlio in un incidente stradale, ucciso da un poliziotto, e ha detto: le istituzioni mi sono mancate, non le ho sentite, eppure ho scritto a tutti. Pensate quanto importante sono per le famiglie le istituzioni. Avrebbe mai pensato, Sindaco, ecco, che succedesse questo? Perché forse siete anche quelli più vicini alla persona che è in difficoltà, quelli che meritano una risposta. A proposito, apro una parentesi, Sindaco, poi le darò il nome di una persona che ha chiamato a Sveglia Veneti, che è completamente sola proprio di Rovigo, poi le darò il nome e il cognome come faccio sempre, per vedere da che parte sta la verità e cosa si può fare se conosce il caso. Prego, Sindaco. Allora, intanto ringrazio il mio concittadino, sono quasi imbarazzato. Comunque lo ringrazio di cuore. Lei ha perfettamente ragione, i sindaci sono sicuramente il volto delle istituzioni più vicino ai cittadini. Devo dire che nella generalità dei casi c'è la consapevolezza che non è una questione di natura di colore politico, le persone che si mettono a disposizione delle loro comunità lo fanno con uno spirito di sacrificio che poi viene riconosciuto dai cittadini. Certo, in alcuni casi si fanno anche degli errori, perché questa cosa è inevitabile. Credo che però nella stragrande maggioranza dei casi ci sia anche la consapevolezza che questi errori sono errori che sono stati fatti in buona fede. Quindi il tentativo è quello di provare a risolvere i problemi nel concreto, giorno per giorno, senza fare grandi proclami, cercando di affrontare le questioni una alla volta e cercando di trovare una soluzione che sia sempre ragionevole. Per venire ai temi che sono stati toccati, io non credo che esistano delle bolle. Il nostro amico diceva anche a Rovigo succede, certo, anche a Rovigo succede anche nei paesi più piccoli. Non ci sono aree della nostra Italia o come abbiamo sentito prima anche altre parti del mondo in cui queste cose non accadono. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo. È una questione che può riguardare anche le nostre famiglie, può riguardare la famiglia vicino a noi e dobbiamo tenere costantemente la guardia alta, dobbiamo essere in grado di intervenire immediatamente. Lei prima ricordava che il volontariato è fondamentale, ma deve essere presente anche l'istituzione. Su temi come questi in particolare è necessario che ci siano dei professionisti in grado di aiutare queste persone, perché non possiamo pensare che esclusivamente la buona volontà possa bastare, abbiamo bisogno di psicologi, abbiamo bisogno di persone che lavorano dentro queste reti di supporto, che sappiano esattamente che cosa succede quando c'è un caso di violenza e come intervenire in maniera professionale. Ma li abbiamo, sa Sindaco, questi ascolti da persone competenti che potrebbero intervenire anche in maniera diversa. Bisogna forse coinvolgerli di più, visto che abbiamo la fortuna di averli. A questo punto dobbiamo andare in pubblicità.
hanno rinunciato ad incontrare il figlio. Nicola Turetta e Elisabetta Martini erano attesi nel carcere veronese di Montorio dopo il via libera del magistrato all'incontro con il figlio Filippo, detenuto da sabato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. I genitori del giovane però non hanno seguito il legale per il colloquio. Una rinuncia sembra motivata dal peso che potrebbe avere questo primo incontro sia per i genitori che per il 22enne di Torreglia. C'è la necessità di ricorrere ad un aiuto psicologico. Mamma e papà di Filippo Turetta non vedono il figlio da quel maledetto 11 novembre, giorno in cui il ragazzo è uscito di casa dopo un pomeriggio trascorso con Giulia, l'ha barbaramente uccisa. Papà Nicola, quando il figlio venne arrestato lo scorso 19 novembre, nell'ultima intervista rilasciata, aveva detto che per lui e la moglie non sarebbe stato facile rivedere il figlio dopo quello che aveva fatto. Intanto per il giovane è improbabile che in questa fase dell'indagine venga richiesta la perizia psichiatrica, perché non ci sono diagnosi pregresse di problemi mentali. Viste le sue dichiarazioni spontanee rese ieri dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice, si ritiene che la linea difensiva del giovane possa puntare sull'esclusione della premeditazione e su un'incapacità totale o parziale di intendere e di volere, per tentare così uno sconto di pena. Intanto oggi in prefettura a Padova si è tenuto un comitato per l'ordine e la sicurezza per l'organizzazione dei funerali di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina. La data delle esequie non sarà sabato 2 dicembre, ma sarà decisa dal papà della 22enne, Gino Cecchettin, una data che sarà stabilita con ogni probabilità dopo l'autopsia prevista per venerdì e del nulla osta per la tumulazione. Allora, dottoressa Morellato, come commenta questo servizio? Ecco, questi genitori, ecco, questo ragazzo che fin da subito voleva vedere assolutamente i suoi genitori. Ecco, come lo commenta? Non riesco credo che sia giusto sospendere il giudizio sia nei confronti di Turetta, di cui si parla anche un po' troppo secondo me, perché sta diventando tutto troppo spettacolarizzata questa cosa. Ci vuole un minimo di silenzio e rispetto anche della dignità, anche della famiglia di lui, che ovviamente si trova in una situazione dolorosissima. Io non oso immaginare cosa proverei come madre se mia figlia commettesse un reato di questo tipo. Ecco, immagino appunto il dolore e la sofferenza. Credo che come società dobbiamo farci qualche domanda, ripeto, perché non è solo responsabilità e colpa se qualcuno ha additato la colpa ai genitori e a tutto il resto. Siamo tutti e tutte corresponsabili, perché abbiamo un dovere come società, secondo me, di tutelare i nostri figli, aiutandoli anche a comprendere qual è il limite oltre il quale non si può andare, e non possiamo sempre dare la colpa agli altri, pensare che sono sempre solo gli altri ad aver commesso degli errori. Si imputa responsabilità alla famiglia, alla scuola. Ripeto, la famiglia e la scuola fanno parte di una società di cui tutti e tutte siamo presenti e dobbiamo essere attivi. Veramente non mi sento di dare un giudizio, immagino il dolore, ed è questa secondo me la cosa più terrificante per loro. Sentiamo anche il sindaco Gaffeo. Prego, sindaco. Credo che sia impossibile provare a giudicare quello che stanno provando in questo momento i genitori sia di Turetta sia di Giulia. Ho notato molta compostezza e questa cosa va sottolineata. È una situazione che dal punto di vista personale, per quanto mi riguarda, è incomprensibile. Io non posso pensare di essere in grado di capire quello che stanno vivendo in questo momento quelle persone, e quindi è necessario secondo me che ci sia veramente anche, che i riflettori si spengano, i riflettori mediatici su quelle vite in particolare, non certo sul tema che invece deve continuamente essere al centro dell'attenzione, e effettivamente dobbiamo fare rumore, non dobbiamo fare silenzio. Però è anche vero che non avevamo mai visto così tanta gente scendere nelle piazze. Sì che femminicidi ce ne sono stati, omicidi ce ne sono state, specialmente tantissimi giovani, ma veramente tanti, addirittura
proprio gli stessi organizzatori hanno detto una cosa incredibile, questo impatto che ha avuto proprio nella società. Ecco, questo impatto che incredibilmente ci ha fatto svegliare, capire che forse dovremmo essere presenti. Magari sono d'accordo, come dice la dottoressa Morellato, e anche lei, con meno rumore, con meno spettacolarità. Però vedi che è stato un impatto violento, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dottoressa Morellato. Apparentemente sì, però ricordo che anche quando è stata uccisa Giulia Tramontano, la ragazza di 27 anni incinta di 7 mesi, quindi è morta non solo lei ma anche il feto, ci siamo tutti quanti stracciati le vesti, abbiamo urlato basta, siamo anche scesi in piazza in alcuni momenti, ma in realtà dopo di lei ne sono stati uccisi altri 55, 57, adesso purtroppo si perdono pure i conti, di giovani ragazze come Giulia, purtroppo anche ce ne sono state altre in quest'anno, un'altra ragazza di 20, un'altra ragazza di 23, un'altra ragazza di 21 anni. Quindi il fatto di Giulia è che abbiamo seguito tutto dall'inizio alla fine, cioè è stata fatta veramente una cronostoria del suo femminicidio, da quando è stata rapita, dalle urla che erano state segnalate dal vicino di casa alle forze dell'ordine e poi anche sono stati seguiti gli spostamenti dell'auto, quindi questo è stato veramente un femminicidio che è diventato proprio una cosa che abbiamo seguito come quella volta di Alfredino, no? Il bambino che era finito dentro quel buco, perché per 3 giorni le televisioni noi ce lo ricordiamo, magari non ci ricordiamo l'epoca, ma ci ricordiamo quel caso, anche se poi di questi bambini finiti nei buchi ce ne sono stati altri, ecco, non è per banalizzare, è che bisogna parlarne, secondo me, nel modo giusto, nelle sedi giuste, da persone competenti, ognuno per la propria parte, ma è giusto anche sospendere i giudizi e soprattutto rispettare e veramente, come ha detto il sindaco, valorizzare la dignità sia della famiglia di Giulia Cecchettin sia della famiglia di Filippo Turretta, perché questo è un insegnamento importante, soprattutto per chi urla, sbraita, per chi vorrebbe poi appunto vendicarsi, non è questo il modo corretto per risolvere la questione dei femminicidi. Allora, io ho seguito e sto seguendo anche un altro caso a Napoli, dottoressa Morellato, dove proprio stesso identico modo di agire da parte di questo ragazzino che ha ucciso questa bambina, questa ragazzina di 15 anni, l'amichetto. Il papà ha perso anche lui dopo, anche la madre, dopo questa perdita immane. Ma quello che ho capito da questo padre, io non so, adesso verificheremo anche con l'assessore che ho la fortuna di conoscere di Napoli al sociale, Luca Trapanese, la solitudine di questo uomo che non ha più niente, ho perso tutto, dice, al mattino mi sveglio, non so neanche più chi sono. Ecco, qui le istituzioni, a mio avviso, ma l'ha detto, come ripeto, anche la mamma di questo ragazzo, che avevo il questore presente, anzi il questore ha detto che sicuramente andrà a trovarla perché vorrebbero vicino le istituzioni. Ecco, sì, gli addetti ai lavori che sono i psicologi, ma le istituzioni che magari con una telefonata, magari anche andarla a trovare ogni tanto, ecco, la vicinanza, questo manca, dottoressa Morellato, mi spiace dirlo, è facile andare il giorno del funerale, farsi vedere perché molta visibilità, non dimentichiamo che a qualcuno serve anche questo, perché dove vogliono ci vanno, dove non vogliono non ci vanno, eppure i morti sono morti. Però questa vicinanza, perché il dopo è peggio, perché in questo momento, come dice lei, c'è confusione, non credi neanche a quello che ti è successo, non hai ancora metabolizzato veramente questo dramma che ti è capitato. Ma guardate che il dopo è peggio del prima, ti cambia la vita completamente, non sei più lo stesso o la stessa. Cosa ne pensa, sindaco? Sì, le cose stanno esattamente così. È chiaro che quando si spengono i riflettori, anche se non voluti ovviamente, si rimane da soli nel proprio dolore, la vita è cambiata e in molti casi è bastato veramente un secondo perché questa cosa accada. Continuo a ripetere quello che dicevo prima, cioè serve una rete di supporto in cui le istituzioni devono fare la loro parte, mettendo a disposizione di queste persone che sono state vittime di una situazione che ha cambiato in maniera drammatica la loro vita, delle competenze di natura professionale che siano in grado di fare
di far partire un percorso che consenta loro di recuperare un minimo di serenità. Sarà impossibile ovviamente riuscire a ritornare quelli di prima, ma almeno un percorso di accompagnamento fatto da persone che siano in grado effettivamente di fare il loro mestiere è assolutamente fondamentale. I servizi sociali degli enti locali da questo punto di vista sono una delle prime chiavi di lettura su cui lavorare insieme a tutte le strutture di supporto. La dottoressa Morellato sa esattamente di cosa stiamo parlando, perché il centro antiviolenza e tutto quello che ne consegue sono una chiave fondamentale per riuscire a intervenire in questi casi. Perché io vorrei anche capire il ruolo anche delle pari opportunità, ad esempio, che devo ancora capirlo, non lo capisco, dove sono, cosa fanno, ecco, quando veramente ci mettono la faccia, perché, io ripeto, un banco alimentare in provincia di Treviso, l'unico banco all'interno di un'istituzione, non le ho mai viste e siamo a 50 metri. Cioè, capire anche, come dicevo prima, non è che tutti possono fare tutto, ma chi cosa può fare? Ecco, che requisiti hai, che titoli hai per fare dei lavori importanti, che è ad esempio anche un accompagnamento. È fondamentale questo, sindaco. Voi avete la coperta che è cortissima, però avete un mondo che vi supporta, che è il mondo del volontariato, ognuno con un proprio ruolo. Il problema è capire che ruolo ha il mondo del volontariato, perché è stato fatto talmente un minestrone che non ci capiamo neanche noi chi siamo e cosa facciamo. Tanto è vero che oggi faccio una riunione con delle associazioni per capire chi siamo e se ci conosciamo, perché questo va detto, perché è troppo silenzio. Vabbè, ci siamo. No, io voglio capire finalmente chi fa cosa. Dottoressa Morellato. Lei ha perfettamente ragione, ci sono tante persone di cosiddetta buona volontà che si danno da fare. Molto spesso vengono fatte anche cose simili in ambienti diversi, in ambiti diversi, e non c'è la comunicazione. Credo che qualche volta l'errore sia quello di voler mantenere l'orticello, no? Cioè è una cosa che faccio io, quindi il mio settore, la mia associazione, il mio ambito, il mio nome viene valorizzato e quello che fanno le altre persone non mi interessa. In realtà, secondo me, mettendoci insieme chiudiamo, no, quella rete, rendiamo più piccoli i nodi, in modo che ci sfuggano meno questi casi di violenza, i casi di difficoltà, perché persone in difficoltà ce ne sono purtroppo tantissime, e dopo il Covid questo problema si è veramente accentuato. È aumentato il disagio psicologico, è aumentato il disagio sociale, molte persone hanno perso il lavoro, soprattutto donne, tanto per cambiare, e quindi si allarga, no, quella forbice in cui ci sono persone che stanno bene, lo sono sempre state e continuano a esserci, persone che hanno soldi, che hanno possibilità, e persone che purtroppo prima avevano un livello basso di sostentamento e adesso sono finiti proprio nella povertà assoluta. E ripeto, la maggior parte di queste persone povere sono sempre le donne, purtroppo, che perdono il lavoro, che devono comunque continuare ad occuparsi dei figli, della casa, dei suoceri, dei genitori anziani, perché manca sempre, ed è un problema che noi vediamo quando dobbiamo dimettere anche dei pazienti dall'ospedale, a volte manca veramente una rete che le aiuti e che le sostenga. Non è pensabile che anche questo lavoro di cura sia sempre solo, come si può dire, considerato un dovere della donna, ovviamente non retribuito, ci mancherebbe altro, perché per tradizione è la donna che si prende cura, no? Ecco, senza invece valorizzare il suo ruolo fondamentale nella società, perché se le donne venissero pagate per tutto il lavoro che fanno, veramente ci sarebbe proprio da vedere, no? Il PIL come cambia, I lavori, i lavori che si fanno durante la giornata. Ha fatto bene a ricordarlo. Grazie, dottoressa Morellato. Che appello vorrebbe fare questa mattina, dottoressa, proprio per far capire l'importanza anche di fare un passo indietro, del silenzio, di rispettare il dolore? Perché, come ha detto lei, forse anche troppo rumore non va bene per queste famiglie che magari non vedono l'ora veramente di sentire un po' di silenzio, ecco, perché è un silenzio un po' troppo assordante quello che stiamo facendo, o sbaglio? Io credo, come ha detto la sorella di Giulia, che è importante fare rumore per farci sentire come donne che sono stanche di subire maltrattamenti, abusi, violenze fino al femminicidio. Questo è importante. Il silenzio deve essere quello magari delle istituzioni che a volte parlano e agiscono poco, come ha detto lei, anche dei giornalisti, mi permetto di dirlo, che a volte sui giornali vengono messi titoli veramente roboanti che attirano solo l'attenzione per vendere quel pezzo di carta, ma che in
sostanza non dicono cose giuste e soprattutto non le dicono nel modo giusto, perché anche le parole, anzi soprattutto le parole, hanno un peso, e continuare a descrivere Giulia uccisa da Filippo, è Filippo che ha ucciso Giulia, mettiamo quello che è il soggetto, no? Diamo un peso a quello che diciamo perché è importante, e questi messaggi poi vengono recepiti anche dalle giovani generazioni. Se diamo messaggi sbagliati è quello il messaggio che poi rimane in testa e che passa, perché non si leggono i testi poi degli articoli. Credo che sia importante, e soprattutto questo è un appello che faccio sempre e che credo sia fondamentale ripetere alle donne: se avete un problema, se siete in difficoltà, se avete paura, se siete in pericolo, chiamate il 112, chiamate il 118, noi ci siamo sempre, chiamate il 1522. Vi possono dare indicazioni su cosa state vivendo, perché a volte le donne stesse non sono consapevoli degli agiti violenti che subiscono, pensano che lui è fatto così, per cui insomma va bene, tutto sommato è il suo carattere, in realtà no, e soprattutto ricevono indicazioni su quelli che sono i centri e come poter uscire da quella violenza, sempre se loro ovviamente sono d'accordo e lo desiderano. Ecco, il 1522, mi raccomando, è un numero importante da segnare, ricordare, chiamare in caso di necessità, o il Ieri 112 e anche il sono stata, dottoressa 118. Morelato, su un supermercato e sullo scontrino c'era proprio questo 1522. Mi ha fatto molto contenta perché c'è proprio una società che si sta muovendo con dei numeri importanti, quei numeri che possono salvare la persona. Con questi gesti, vi ricordate questo gesto, se lo vedete, importantissimo. Perciò finalmente veramente tutta la società, oltre a scendere nelle piazze, perché è scesa, bisogna dire la verità, ha capito, ecco, il mondo dell'imprenditoria che deve essere vicino a questa donna, e questo scontrino che ti rimane con questo numero per me è fondamentale, oltre a tutte le iniziative che stiamo vedendo. Abbiamo Luciano. Ciao Luciano. Sì, pronto? Signora Mirella, buongiorno. Buongiorno. Mi senti? Buongiorno Mirella, mi senti? Sì, benissimo. Pronto? Allora, cara Mirella, un bel po' che non ci sentiamo, ma ti seguo sempre, la tua trasmissione, che è veramente un piacere molto importante. Voglio essere molto vicino alla famiglia della cara Giulia. Queste cose non dovrebbero succedere, lo sappiamo, perché io ho sempre detto, sono 60 anni, fra poco che sono sposato, mi sposato solo. La donna va trattata per bene, che sia nei stipendi e su tutto, anzi mi scusi, saluto anche le care ragazze che è assieme con lei. Appunto perché c'è mancanza di educazione, perché in tutte le famiglie ci sono gli alti e bassi, ormai è ora di finire. Questa gente non devono avere neanche un giorno di sconto, buttarli dentro in galera e buttare via le chiavi, altro che storie. Poi voglio dire, ascolta, che tanto tempo, c'è anche una cosa da dire, che ormai in Italia non si può più vivere. Ci sono due categorie di stranieri, una categoria che è venuta per integrarsi e lavorare come abbiamo fatto noi che siamo andati all'estero. Le categorie ormai sono invasi i paesi, le ragazze che hanno paura di andare fuori la sera, gli italiani non si possono mandare in Africa, me li metto in galera, però gli stranieri fatto per droga, a rubare, a far paura alle povere ragazze. E quanti bisogna anche andare in cerca, quante violenze, lasciamo stare gli italiani, di stranieri che abbiamo. Come lasciamo stare gli italiani? Fai discriminazione adesso? Luciano, adesso ci siamo, dai Luciano. Luciano, devo chiudere perché purtroppo ho forato tantissimo, mi ha fatto piacere sentirti, però purtroppo adesso devo salutare anche il sindaco Edoardo Gaffeo con un appello. Che appello vuole fare? Grazie Luciano, prego sindaco. L'appello che voglio fare è quello di non girare la testa dall'altra parte. È già stato ricordato varie volte questa mattina, è giusto ricordarlo sempre. Ognuno di noi ha una responsabilità, che è una responsabilità in famiglia, è una responsabilità come genitore, ma è una responsabilità anche come cittadino. E quindi qualsiasi segnale si possa intercettare, esistono i canali per poterle segnalare in totale sicurezza. Il 1522 serve per questo, le chiamate alle forze dell'ordine servono per questo. Rivolgersi anche ai servizi sociali dei comuni, rivolgersi alle strutture che aiutano gli enti locali nel gestire situazioni come queste. Cerchiamo di renderci conto che può succedere a tutti e quindi è una responsabilità individuale anche quella
di fare la propria parte nel caso in cui ci siano dei segnali evidenti e non girare la testa dall'altra parte. Grazie, grazie. Salutiamo il sindaco Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo, grazie. Salutiamo anche la dottoressa Katia Morellato, referente per la violenza di genere, Codice Rosa, ULSS 2 Marca Trevigiane, di essere state con noi e forse un po' alla volta, ecco, anche pacatamente riusciamo forse a capire che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro e magari guardarci più degli occhi e dialogare di più. Questo assolutamente sì. Siamo nel profondo nord, c'è il profondo sud, ma siamo anche nel profondo nord. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità. Allora io devo salutare un signore che si chiama Giovanni, che a noi sta molto a cuore, che è a casa con l'influenza. Perciò Giovanni si sbrighi a guarire, che abbiamo bisogno di lei, mi raccomando, l'influenza passa, che noi l'aspettiamo. E presento subito altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Giancarlo Cavallin, presidente Università Itinerante Sinistra Piave e referente Auser Treviso. Grazie veramente Presidente di essere qui. Buonasera. Abbiamo anche il professor Lucio Cortella collegato con noi, professore ordinario di Storia della Filosofia, Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie anche a lei, professor Cortella. Allora, professore, buongiorno. La filosofia e i giovani, cosa mi dice, professor Cortella? Diciamo che può essere un momento fondamentale della loro formazione. Questo è, credo, uno dei compiti centrali della filosofia, cioè nel senso che la filosofia è sempre stata fin dall'inizio elemento di educazione. I greci chiamavano paideia, cioè insomma formazione dell'individuo. Ecco, se la filosofia è fatta bene, se è seguita con correttezza, può essere un momento in cui i giovani maturano la loro personalità e la loro autonomia. Perciò addetti ai lavori competenti che accompagnano in questo percorso molto importante. Secondo lei si fa abbastanza nelle scuole, nei licei, nelle università? Ma io direi anche iniziare dalle elementari, anche dalle esili, cioè questi bambini che a 5-6 anni gestiscono questi nuovi mezzi elettronici, però con una sensibilità che forse dovremmo capire di seguire di più, questi perché che chiedono in continuazione. Io lo dico sempre, professore, non è la quantità del tempo, è la qualità del tempo che tu dedichi a questo bambino, a questo ragazzo, con le sue curiosità, con i suoi dubbi, con la sua confusione. Da piccolo tanti perché, ma se tu non gli esponi il perché sì, il perché no, questo bambino fa un percorso che non va bene, poi diventa ragazzo, si chiude. Ecco, cosa mi dice, professore? Allora, io dico che la scuola non deve essere solo un momento in cui si imparano delle nozioni, si imparano delle cose anche interessanti, si apprendono delle discipline. Non è solo questo, è un momento di educazione, e si tratta di educare le persone, ovviamente in primo luogo a rispettare gli altri, in secondo si tratta di educarli ai sentimenti. Credo che sia una cosa di cui adesso molti giovani abbiano bisogno. L'educazione al sentimento, cioè l'educazione a governare i propri pulsioni, i propri sentimenti. Questo deve essere fatto fin dai primi anni del processo di formazione. E credo che questo sia un ruolo in cui al tempo stesso famiglia e scuola devono collaborare, sono due percorsi diversi, sono due ambiti diversi, famiglia, scuola e poi relazioni sociali, relazioni con gli altri individui. Sono i luoghi in cui, come dire, i giovani possono formarsi la loro personalità e quindi maturare, imparare a diventare liberi, perché la libertà non è qualcosa che ci troviamo, come dire, presente fin dalla nascita, non sta dentro il nostro DNA, è una cosa che si impara progressivamente, continuando a crescere dentro questi ambiti. Si impara a diventare liberi, si impara a diventare autonomi e quindi questo può essere un ruolo fondamentale della scuola, della società e delle relazioni sociali. Allora, professor Cortella, io sono dell'idea che la scuola ci sta provando, la scuola sta facendo tanto, però questo ragazzo a scuola passa 4-5 ore, poi dove va questo ragazzo? Che famiglia c'è? Questi genitori che non capiscono la differenza tra essere autorevoli e autoritari
I ragazzi non vogliono genitori autoritari, vogliono avere genitori autorevoli. Ecco l'importanza del tempo che tu dedichi, ascoltare questo ragazzo. Questi ragazzi, molti di loro che si chiudono in se stessi, sono diventati dei ricci. Eppure, professore, è stata una cosa bellissima. Sono stati invitati in 2 istituti scolastici a Treviso e nel momento che ho fatto parlare i ragazzi li ho visti che si sono emozionati. Nel momento che dicevo parla, davo la parola, si guardavano tra di loro, perché loro si scrutano sempre, si guardano, hanno bisogno del supporto, vedere con quali occhi li stanno guardando i propri compagni e si emozionano. Ma pensate, se li lasci parlare cominciano a emozionarsi. È una cosa bellissima, o sbaglio, professore? No, purtroppo, diciamo così, questa prevalenza dei mezzi tecnologici rischia effettivamente di inaridire le emozioni, di inaridire i sentimenti. Invece i ragazzi hanno bisogno di questo, cercano questo e ovviamente quando non lo trovano subiscono impegnativi processi di frustrazione che possono portare anche, come dire, a degenerazioni in soggetti particolarmente fragili. Ecco, imparare ad emozionarsi, imparare a governare i sentimenti, credo che di questo abbiano bisogno i giovani. Purtroppo l'affermazione di questi strumenti, diciamo così, che per certi versi è utile, non li sto demonizzando, per certi versi è utile, però ovviamente rischia di inaridire i rapporti, mentre credo che abbiano bisogno di rapporti umani le persone, cioè di rapporti di vicinanza. Il gruppo deve essere un gruppo in cui i giovani imparano la loro autonomia, la loro responsabilità, il loro punto di vista, il punto di vista degli altri, confortarsi con i punti di vista, e questo credo sia un processo fondamentale della loro educazione e della loro formazione. Allora, un'altra cosa che mi ha colpito, professor Cortella, è quando abbiamo finito questa oretta di dialogo tra di noi, non avevo il microfono, era un'audizione ambientale perché non volevo metterli in imbarazzo, perché so che un microfono può imbarazzare la prima volta che ce l'hai in mano. Sa cosa hanno fatto? Mi hanno dato la mano tutti quanti e mi hanno detto grazie. Pensate, addirittura i professori, ma cosa è successo? È successo che mi sono seduta tra di loro, ecco, non li ho obbligati a fare delle cose che loro non volevano, io mi sentivo tra di loro e loro si sentivano con me, ma senza questa paura di avere questo microfono, delle telecamere, e soprattutto riuscire a farle parlare. E i loro professori hanno detto: non avrei mai immaginato che qualcuno di questi ragazzi avesse detto quello che pensava. Allora, professore, forse veramente è il momento di ascoltare questi ragazzi, ecco, di diventare anche i professori come lei un po' filosofi, capire veramente qual è l'orientamento. Non si può vivere solo di didattica, diventa noioso. Io ho avuto Oliviero Toscani ospite che ha detto: professor Cortella, lì c'è una barba, una noia, ecco, perché era così. Ma anche adesso non è cambiato il mondo, è cambiata la comunicazione, ma gli stati d'animo che vivono questi ragazzi erano uguali dei nostri. Io sentivo questo profumo di questa scuola Riccati che ha più di 100 anni che sono stati festeggiati. Ho trovato il profumo della mia scuola, dell'aula, questo profumo che senti solo in questi istituti con una scuola. Mi sembrava di vedere i miei professori che uscivano da queste stanze. Ecco, forse loro hanno bisogno di questo, sentirsi protagonisti, riuscire a dire quello che magari non riescono a dire in casa con i propri genitori, che sono diventati, secondo me, molti, non tutti, perché ce ne sono di bravissimi, professor Cortella, degli amici, ma loro non vogliono l'amico ce l'hanno già quando escono, loro vogliono la famiglia. Prego, professore. Sì, credo che sia stato un errore delle ultime generazioni, diciamo così, di genitori, quello di proporsi come amici dei figli, perché questo fa perdere non tanto l'autorità, fa perdere l'autorevolezza, mentre i giovani hanno bisogno, soprattutto nel loro processo di formazione, hanno bisogno di punti di riferimento, hanno bisogno di modelli morali, modelli di comportamento a cui riferirsi e dai quali poi, diventando ovviamente adulti, differenziarsi, prendere le distanze, ma dopo, passando attraverso questo. Credo che questo sia il processo fondamentale che debbano conferire i genitori ai propri figli. Essere genitori, non essere amici. L'amicizia non va bene, giustamente, ha ragione lei. Gli amici ce li hanno già, lì hanno il loro confronto. In famiglia le cose vanno in maniera diversa. Bisogna proporsi come autorevoli e ovviamente saper dire ogni tanto qualche no.
dire no, questo non va bene, questo non lo fai, e spiegare perché non lo fai. Non imporlo in maniera autoritaria, spiegarlo. E così in qualche misura si aiutano i giovani a maturare e quindi a progredire nel loro processo di formazione. Professor Cortella, un'altra cosa che volevo chiedere è che quello che noto, quando un ragazzo è in difficoltà, una ragazza, la prima cosa che chiede, e l'abbiamo visto anche in questo cortometraggio che poi, se vorrà, professor Cortella, glielo girerò, fatto dalla polizia locale di Treviso, molto bello, su questa guida con l'ebbrezza, in stato di ebbrezza, con questi spinelli che si fumano perché veramente ti senti qualcuno, ma nel momento che il ragazzo e la ragazza si sente male dice voglio andare a casa. E chi chiama? Chiama il papà o la mamma. Non chiama gli amici, non vuole essere accompagnato dagli amici, lui vuole andare a casa, vuole che sua mamma e il papà lo vadano a prendere, molti per fortuna, anche secondo me ci dovrebbero essere molti di più. Ecco, questo senso della famiglia che nel momento di questa preoccupazione, di questo isolamento, l'abbiamo visto anche quella ragazza che camminava da sola per strada e purtroppo è stata investita e uccisa, aveva chiamato il suo papà. Ecco, tanti amici, tanti social, ma dopo il punto di riferimento rimane il genitore, la famiglia. Prego, professore. Sì, questo fa parte della nostra natura umana. Noi come esseri umani siamo tra gli esseri che hanno più bisogno di tutti gli altri mammiferi nostri, come dire, lontani cugini. Abbiamo più bisogno di un processo in cui veniamo accompagnati dai genitori. Noi nasciamo in qualche, così lo dicono gli esperti, noi nasciamo in qualche misura prematuri, e quindi abbiamo bisogno di un lungo processo di accompagnamento che dura tantissimi anni, mentre, come dire, i piccoli degli animali, anche insomma, dei cani, dei gatti, degli altri come dire, animali che ci circondano, dopo poco più di un anno, 2 anni sono già autonomi. Noi non siamo così. Abbiamo bisogno di un lunghissimo processo di accompagnamento dei genitori. Insomma, la famiglia diventa una vera e propria culla che ci accompagna per tanti anni e noi ci sviluppiamo dentro questo processo, e questo spiega perché noi alla fine abbiamo bisogno dei genitori, perché sono quelli che in qualche modo ci hanno accompagnato per tanti anni, dai quali abbiamo appreso non solo insegnamenti, dai quali abbiamo appreso non solo la possibilità di essere educati, di essere, come dire, allattati nei primi anni, di trovare da mangiare, eccetera, ma sono quelli che ci hanno accompagnato nel nostro processo di formazione, e quindi questo rimarrà un segno indelebile per tutta la nostra esistenza. Molto chiaro, la ringrazio professor Cortella, sono onorata veramente di averla ospite questa mattina. Ecco, sentite, ecco le spiegazioni che danno gli addetti ai lavori. Ecco, forse questi genitori dovrebbero fare un dopo scuola con voi, professor Cortella, ecco, per migliorare la qualità della vita anche dei loro ragazzi. Allora, prima di dare la parola a Giancarlo Cavallin, abbiamo Gianfranco Valeri, se no mi cade la linea. Vai Gianfranco! Ecco, è caduta la linea, vediamo se la riprendiamo. Allora, Giancarlo Cavallin, tu ti occupi prevalentemente anche dei diversamente giovani, come li chiamo io, Mirella, ma che alla fine diventano bambini, hanno bisogno di coccole, hanno bisogno di divertirsi, di giocare, di staccare la spina anche da tutti quei problemi, come ha detto il professor Cortella, che hanno accompagnato questi figli e che ancora nei diversamente giovani li sentono, perché hanno bisogno ancora del diversamente giovane, però come il diversamente giovane ha bisogno del ragazzino, del figlio, di un accompagnamento, diciamo, veramente dolce, perché sta invecchiando, ha bisogno di tante cose. Prego. Sì, ecco, interessantissimo quello che appunto il professor Cortella ha posto, perché credo che sia importante. Tra l'altro io mi trovo anche a volte impegnato in alcune attività che facciamo, per esempio nei quartieri, e quindi tutto questo lavoro sul costruire comunità, relazioni, vicinanza, eccetera, perché se no noi abbiamo tante situazioni di persone che in qualche modo vivono isolate e poi sono tutti gli altri aspetti, si chiudono in casa, cioè il televisore, e quindi anche il rapporto con i figli diventa un rapporto che non aiuta il figlio in qualche modo a vivere anche tutte le opportunità di relazione che ci sono attorno. Ecco, no, mi viene in mente proprio rispetto al fatto che abbiamo fatto anche a volte esperienza di impegnare degli anziani in attività con i bambini. E cioè dall'altro si sono create delle situazioni nella quale vedi che il bambino dice ma io non ho un nonno e quindi tu sei mio nonno che io non ho.
Dall'altra, per esempio, ho presente proprio poco tempo fa che un'anziana mi dice: io in disegno sono sempre stato un disastro, però durante le attività che io ho fatto con i bambini, erano delle attività di laboratorio, insomma, mi sono un po' esercitata a fare disegno che io non avevo mai, in qualche modo, non mi era mai piaciuto. Ecco, per dire che a volte, cioè, nel favorire anche questo rapporto tra generazioni, aiuta di fatto, cioè il bambino a conoscere, a sentire, perché la persona anziana racconta un po' la sua storia, i suoi problemi, e quindi di conoscere quali sono le difficoltà un po' della vita. Dall'altra, cioè la persona anziana, un po' nel raccogliere quello che i bambini hanno di energia e quindi anche di attenzione a un mondo che sta cambiando e che magari l'anziano tende eventualmente a non guardare. Ecco. Abbiamo Gianfranco Valeri. Ciao Gianfranco. Pronto? Stamattina non riesco a mettermi... Pronto? Sì, pronto. Eccoti qua, ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Scusami se ti ho fatto aspettare, ma dovevo finire. Niente, Tranquillo, scherzo, grazie Gianfranco. Sì, buongiorno Presidente e buongiorno Professore. Ecco, Professore, rivolgo una domanda a lei, perché tante volte, quando parlo con degli amici della mia età, io ho 73 anni, praticamente tante cose non ci troviamo d'accordo. Ecco, professore, io vengo da una famiglia che una volta qui nel Basso Trevigiano eravamo tutti mezzadri, eravamo tutte famiglie patriarcali, ma il padrone ci aveva fatto da casa, siamo andati a scuola e tutto, e abbiamo formato e siamo arrivati a questa società. Adesso io un po' di tempo che remo un po' contro che quando io vedo anche dei sportivi illustri, che quando cantano l'inno nazionale si mettono una mano sul cuore e tutto cantano l'inno, e poi secondo me non sono italiani. Sa perché, professore, non sono italiani? Perché hanno la residenza a Monte Carlo, tengono la residenza per 6 mesi un giorno e praticamente lì non pagano nessuna tassa. Allora, per me non rappresenta l'Italia, ma se tu vivi 6 mesi un giorno a Monte Carlo dovresti essere lì e rappresentare Monte Carlo. I grandi industriali, se non ci fosse, una volta non c'era volontariato, se non fosse subentrato il volontariato che ha sostituito tutto questo, noi saremmo proprio finiti, perché i grandi industriali non pagano le tasse, cioè, chi è che paga questa società che praticamente vuole mantenuta dagli ospedali, alle case del ricatto, a tutto, alle strade, a tutto. Volevo il suo parere, buongiorno, grazie per il tuo lavoro. Grazie Gianfranco, prego professor Cortella. Ma allora, sono problemi molto differenti. La questione di chi prende la residenza a Monte Carlo è una questione molto vecchia, non entrerei nel merito. Certamente, voglio dire, far parte di una comunità significa ovviamente contribuire anche al mantenimento della comunità e quindi al finanziamento di questa comunità, quanto si gode dei vantaggi che questa comunità dà. Insomma, le tasse fondamentalmente, cosa che ovviamente ci piace molto poco, però servono fondamentalmente a questo, servono a pagare appunto servizi, servono a pagare sanità, servono a pagare la sicurezza, servono a pagare le scuole. Quindi è chiaro che chi fa parte di una comunità deve in qualche modo sentirsi, diciamo così, parte di questa comunità e contribuire. Questo è un primo discorso. L'altra cosa che mi sentirei di dire è che diciamo tutti noi abbiamo un ruolo dentro la nostra società e ognuno è chiamato a svolgere questo ruolo secondo le sue competenze. Per cui chi è in grado di fare l'imprenditore deve saperlo fare bene, chi è in grado di fare il professore deve saperlo fare bene, chi è in grado di fare il giornalista deve saperlo fare bene, ognuno ha le proprie competenze, deve saperle sviluppare e in questo senso sentirsi proprio in questo, del suo ruolo, nel ruolo diciamo così professionale, parte di una comunità in grado di contribuire al benessere sociale. Questo è il senso della partecipazione, questo è il senso dell'appartenenza appunto a una comunità che può essere locale, che può essere regionale, può essere nazionale, può essere europea, può essere la comunità umana. Ognuno di noi partecipa a livelli diversi a queste differenti comunità. Ovviamente non è lo stesso chi è più vicino a noi, per chi è più vicino a noi ci sentiamo più vicini.
più consenzienti, soffriamo di più con chi è più vicino rispetto a chi è più lontano, però a diversi livelli partecipiamo a tutti questi differenti gradi di comunità. Ognuno di noi è un individuo, ma non è mai isolato, è sempre legato agli altri, e questo legame, pur in modo diversi, ovviamente va fatto sentire e va valorizzato. Cavallin? Beh, credo che sia importantissimo questo, cioè il sentirsi responsabili della comunità in cui noi viviamo, perché questo forse oggi è uno dei grandi limiti. Prima accennavamo il fatto che ognuno vive un po' magari chiuso, un po' in se stesso, se ha una famiglia, ha dei figli, appunto poi nascono tutta una serie di problemi perché appunto non si vive e non si partecipa e non ci si assume delle responsabilità rispetto alla comunità in cui si vive, e questo forse è uno degli aspetti sui quali bisogna lavorare molto se vogliamo recuperare e creare appunto questa possibilità di essere parte di una comunità, ma non solo, ma anche di contribuire. Credo che ognuno comunque, rispetto poi a quello che diceva anche il professor Cortella, cioè svolgere questo ruolo, perché comunque ognuno ha delle potenzialità e non, in qualche modo non le mette a disposizione della sua famiglia prima di tutto e poi della comunità in cui vive, e questo di fatto insomma vorrebbe dire creare un beneficio un po' per tutti, una crescita che è di tutti, che non è solo del singolo che in qualche modo si assume un po' più questo senso di responsabilità. Credo che su questo dobbiamo lavorare, soprattutto chi ha delle responsabilità da un punto di vista sociale, cioè gli amministratori, chi è impegnato da un punto di vista diciamo di organizzazioni, del sociale, del volontariato eccetera, deve lavorare, deve sforzarsi molto nel provocare, nel creare, ecco questo senso che ognuno deve comunque dare il minimo di impegno, se vogliamo che tutti assieme in qualche modo Fare comunità assieme. cresciamo e usciamo anche da situazioni di difficoltà che comunque abbiamo, come, e chiudo, cioè il discorso anche di avere tante persone che sono in difficoltà e sulle quali noi non possiamo permetterci di lasciare indietro tante persone perché hanno più difficoltà di altri, insomma. Allora, professor Cortella, questi giorni si sente molto parlare della parola patriarcato, meno matriarcato, più patriarcato. Sembra che all'improvviso questa parola risolva tutti i problemi, ma siamo vissuti con il patriarcato, ancora oggi c'è e dobbiamo capirlo. In filosofia cos'è il patriarcato, professor Cortella? Ma è una cosa molto diversa rispetto a quello di cui si parla oggi, cioè il patriarcato è una cultura che appartiene a civiltà passate fondamentalmente. Era appunto l'idea che c'era il pater familias che controllava l'economia della famiglia, sì. La donna era sottomessa, aveva certi ruoli e non poteva lavorare, aveva solo ruoli all'interno della famiglia, c'era una cultura molto diversa rispetto a quella di adesso. Ovviamente di questa cultura patriarcale che caratterizzava società antiche, penso alla società romana, ma penso anche a molte società medievali, rispetto a questa cultura le società contemporanee hanno ereditato alcuni aspetti ed è quello di cui si parla adesso, quindi è in qualche modo errato parlare che ancora adesso viviamo in una cultura patriarcale. Viviamo in una certa eredità in cui certi elementi di quella cultura sono tuttavia, nonostante tutto, passati anche all'interno delle nostre società contemporanee. Ad esempio l'idea che certi uomini hanno di essere superiori alle donne, di controllarle, di fare quello che vogliono, di ordinare loro quello che devono fare. Quindi questa mentalità è una mentalità che ovviamente è una sopravvivenza rispetto a società antiche, perché voglio dire, conosco molte situazioni in cui queste cose non sussistono, però ovviamente è un'eredità con cui dobbiamo ancora fare i conti, e probabilmente alcuni elementi di questa antica e ormai sostanzialmente superata cultura patriarcale ancora sopravvivono. Abbiamo Tiziano da Romano Dezzellino. Ciao Tiziano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Niente, solo un veloce commento anzi, innanzitutto vi ringrazio di avermi dato questa possibilità. Vi seguo sempre molto volentieri quando ho la possibilità di farlo, perché durante il giorno
non posso farlo per motivi di lavoro. Oggi, siccome sono nell'ambito edilizio, piove, quindi di conseguenza non posso fare nulla. Ritornando al discorso del dottore precedente, io allora, innanzitutto sono non mi piace chiamarmi diversamente maturo, ma preferisco come diceva Totò, un giovane maturo. Giovane maturo che nel 2020 ha perso il lavoro, avevo un lavoro di responsabilità, dopo 35 anni di attività, ero un ruolo apicale in aziende alimentari e nel 2020 mi è cambiato completamente la vita, il mondo e tutto quanto. Ho avuto grossi problemi personali, ma comunque questo non è il caso di parlarne. Quello che volevo solamente fare così presente è che comunque io mi sono anche rivolto alle istituzioni, anzi devo dire che ho trovato delle persone di cuore veramente nel mio comune, non voglio fare i nomi per ovvi motivi, però mi hanno dato una mano, però da un punto di vista professionale sono rimasto completamente solo, ho dovuto arrangiarmi. Io da dirigente attualmente faccio l'operaio edile, perché non sono riuscito ad inserirmi nuovamente nel ciclo produttivo. Ma sa perché? Mi vengono a dire, quando ho mandato i curriculum, eccetera, il tuo profilo è troppo professionale. Allora, da una parte si sente che non si trova impiegati, non si trovano operai, le aziende non trovano. Allora, io mi sono proposto per qualsiasi tipo di attività. Ho trovato delle persone che hanno capito, mi hanno dato una mano e sono entrato in un mondo che per me è completamente nuovo. Ma io sono una persona, sono un boomer, quindi io sono abituato, ho sempre lavorato e mi sono sempre dato da fare, mi sono sempre adattato alle situazioni di emergenza, eccetera. Adesso ho imparato un nuovo mestiere. Lo sto ancora imparando, a 60 anni lo sto ancora imparando. Michelangelo diceva a 87 anni, ma sto ancora imparando a fare qualcosa. Ecco, quello che voglio dire è che comunque il mercato del lavoro è drogato, non esiste più un mercato che valuta le professionalità, la meritocrazia, non gliene interessa niente a nessuno della meritocrazia, si interessano solamente del costi, solo il denaro gestisce tutto. Ripeto e ribadisco, io sono una persona che non ha avuto accesso a casse integrazioni, a reddito di cittadinanza, ho dovuto vivere dal 2020 fino ad oggi, che per fortuna 3 mesi di qua ho avuto contratti a termine, capisci? Ho lavorato in altri settori oltre il mio. Non ho chiesto niente allo Stato non mi ha dato nulla, NASPI, cittadinanza e quant'altro. Ecco, questa è la situazione, quindi io dico che tutte le informazioni che vengono così diffuse a livello proprio così mediatico, non troviamo il personale, questo e quell'altro, sono cose che vanno un po' riviste. Io sono una persona che nonostante i miei 59 anni si è rimessa in gioco su un settore che non è il suo, ma l'ho fatto perché per sopravvivenza, per riuscire a uscire da questa situazione di disagio, perché adesso io attualmente sono in una situazione di disagio, però il mio orgoglio mi ha portato a dire vado a fare qualsiasi cosa mi viene proposta, io lo faccio. E non le dico quanti curriculum il sottoscritto ha mandato in tutta Italia, non solo nel Veneto, perché io sono una persona che ha lavorato anche all'estero, non ho confini, questo voglio dirlo, quindi io sono disponibile, però dico che c'è qualcosa che non funziona.
Grazie Tiziano, molto chiaro, ti ringrazio della telefonata, è molto importante ascoltare questi telespettatori e telespettatrici, professor Cortella, perché sono anch'io dell'idea che c'è qualcosa che non torna sul mondo del lavoro che è drogato. Io ieri ero al Banco Solidale e vi posso assicurare che mi sono avvicinate delle ragazze per la prima volta, delle donne che non trovano lavoro. Ma come, ho detto, ma se tutti cercano lavoro, Mirella, prova anche tu a vedere, a mandare e poi a ascoltare, a fare i colloqui, poi senti cosa ti rispondono. Allora, o sei troppo professionale, allora non va bene. Se non sei professionale, ma noi cerchiamo la professionalità, cosa sai fare? Professor Cortella, c'è qualcosa che non ci dicono, a mio avviso, e che sanno benissimo, che è il business anche del lavoro? Prego. Ma non lo so, in realtà non conosco nei dettagli quella sia la dinamica del mercato del lavoro, credo che ci siano delle distorsioni, su questo è evidente. La storia che ci è stata raccontata secondo me ci insegna molto, ci insegna le distorsioni del mercato, ma secondo me ci insegna anche un'altra cosa, perché al di là delle difficoltà che ci ha trasmesso il telespettatore, ci insegna anche la sua disponibilità ad accettare qualunque cosa. È una bella storia da questo punto di vista, pur nelle difficoltà, in qualche modo anche la drammaticità che lui ci ha raccontato. Cioè la disponibilità a fare qualunque cosa, a mettersi a disposizione, a cercare, eccetera, a non cercare, come dire, scorciatoie. No, e alla fine, certo, pur con difficoltà, quel disagio di cui lui in qualche modo parlava, no? Però alla fine ci è riuscito. Ecco, credo che insegni anche questo. Insegna due cose, no? Insegna le distorsioni del mercato del lavoro, ma insegna anche quanto una persona possa fare, mettersi in gioco e alla fine riuscire, se non in maniera completa, certo con un po' di difficoltà, con molta insoddisfazione, con disagio, come lui diceva, in qualche modo a raggiungere modestamente alcuni obiettivi almeno modesti. Ecco, credo che questo sia l'insegnamento che ci viene fuori. Professor Cortella, ma non le sembra che forse questa è proprio la sopravvivenza dell'uomo? Io devo non vivere, mi basta sopravvivere. In qualsiasi modo devo accettare, perché io voglio sopravvivere a una situazione che tutto sommato poi si vede anche come una situazione che passerà, che migliorerà. Non c'è pessimismo, anche se lui dice ho fatto molta fatica, però a mio avviso lui spera, sempre un po' filosofo. Speriamo che magari mi fa piacere aver imparato un nuovo lavoro, anche sto imparando un'altra cosa, anche se con fatica, ma mi sono rimesso in gioco. È bella questa testimonianza, professor Cortella. Sì, lo dicevo prima, in qualche modo fa parte un po' anche della nostra specie, cioè la specie umana è questo. È una specie che è passata attraverso difficoltà enormi nel lunghissimo cammino che ha dovuto percorrere, passata attraverso ere glaciali, è passata attraverso difficoltà ambientali, catastrofi, eccetera, e siamo riusciti a diventare quello che siamo, cioè siamo quasi 8 miliardi, ecco. Siamo riusciti a espanderci in tutto il mondo, creando ovviamente adesso anche ulteriori problemi, ma su questo non dico altro, perché abbiamo sempre avuto questo potente istinto di sopravvivenza, questo potente istinto di superare le difficoltà, e abbiamo dentro di noi trovato le risorse per farlo, per superarlo e per superare le difficoltà. Credo che questo sia in qualche modo il caratteristico della nostra specie. Ovviamente va detto anche questo, che a ognuno di noi non basta sopravvivere, bisogna anche vivere bene, e quindi ognuno di noi ha anche l'istanza ad una felicità individuale. Questo è un altro elemento, però è chiaro che la condizione per poter vivere bene, per poter essere felici, è soprattutto, prima di tutto, sopravvivere, trovare le condizioni della sopravvivenza, e questo secondo me è un elemento caratteristico proprio della nostra storia. Grazie professore. Allora Cavallì, invece i diversamente giovani, come li chiamo io, i maturi, giovani maturi come si è qualificato Tiziano, cosa dicono? Ecco, quando voi fate queste riunioni, queste tavole, questi incontri, o quando li accompagnate in determinati percorsi, cosa dicono? Queste persone che, come dice il professor Cortella, hanno un vissuto incredibile, hanno una storia. Prego. Sì, volevo un attimo anche toccare questo discorso un po' sulla distorsione del mercato un po' del lavoro, perché cioè, soprattutto per le persone che sono una certa fascia di età, che in realtà insomma, si avvicinano eventualmente insomma, all'età che potrebbero anche quasi andare in pensione,
poi i meccanismi che si sono creati in questi anni in realtà ha spostato sempre più in là, ecco, questa possibilità. Però credo che c'è, da una parte manca un discorso di un sistema di presa in carico delle persone e quindi di un lavoro su un discorso di ricollocare ed eventualmente di formare nuove professioni, dare la possibilità, anche se uno gli rimangono un po' di anni, non tanti anni, ma di rientrare in pratica nell'ambito ecco, del lavoro, perché vuol dire anche realizzarsi, perché molte di queste persone vivono una crisi non di poco conto, anche da un punto di vista psicologico, sociale, eccetera. Anche sanitario, perché anche sanitario. tante patologie purtroppo. Esatto, cioè credo che su questo forse non è stato fatto tutto quello che si poteva fare. Ecco. Dall'altra c'è un aspetto che io un po', diciamo così, è stato un po' sempre un mio pensiero, cioè chi come noi è riuscito ad andare in pensione e in qualche modo dovrebbe sentirsi un impegno a restituire qualcosa in termini di impegno in ambito sociale, di impegno all'interno della propria comunità, eccetera, perché di fatto, cioè chi è riuscito ad andare in pensione sta beneficiando di una situazione che in qualche modo l'ha favorito rispetto a chi man mano adesso viene diciamo così, ad invecchiare, a trovarsi invece con molte meno possibilità. Ecco, ecco, credo che su questo forse bisogna che noi lavoriamo anche a creare un po' di più un senso, cioè anche proprio culturale, di impegno da parte delle persone che sono andate in pensione a, diciamo così, a dare il proprio impegno come forma un po' di restituzione alla propria comunità. Credo che su questo bisogna che noi riusciamo a lavorare. Noi tentiamo nell'ambito appunto del sociale, del volontariato, con varie occasioni che abbiamo, ecco, un po' di dare questo senso di impegno nel proprio ambito, nel proprio, cioè in realtà che quello che ci sta attorno. Però su questo credo dobbiamo fare un grandissimo sforzo, anche impegnando soprattutto gli organismi di un certo livello che in qualche modo dovrebbero stimolare le varie realtà impegnate ecco, perché sono tantissime, non solo le associazioni che ci sono di vario tipo, le organizzazioni, ma anche, diciamo, chiedendo un po' a tutti un maggiore impegno da un punto di vista sociale. Abbiamo Bruna da Rosà. Ciao Bruna. Ciao Mirella. Ciao, guarda che voglio sentirti felice. Cara, come sei tu sentirmi felice me? Sì. Ma guarda che giorno sei o nel Trento? Lo so. È giorno 6 o nel Trento? Dimmi Bruna. Guarda, dite che è un mese che ho antibiotici, l'ho avuto, ripeto qua, l'ho avuto tutti. Adesso devo fare la puntura di penicillina e mi butto per terra. Non so di voi andare avanti, Mirella. Voi lo sto facendo in televisione, bisogna parlare così. Va bene Bruna, poi ti chiamo, il pomeriggio ti chiamo, ti faccio una telefonata. Un abbraccio grande, sai Bruna. Veramente grande. Vede professor Cortella, questa è una delle tante telefonate che ricevo e che cerco anche in qualche modo di supportare, di persone veramente malate molto gravemente come Bruva, ma proprio brutto, che però riescono a esternare quello che è il loro dolore. Ecco, anche con una trasmissione come la mia, riuscire a alzare il telefono, sentire che qualcuno li ascolta. Ecco, in filosofia quanto importante è l'ascolto? Perché mi sembra che qua molti sentano, ma che pochi ascoltano. Cosa mi dice, professore? Sì, bisogna imparare ad ascoltare, ha ragione. Spesso noi vogliamo, o meglio, cerchiamo sempre quelli che ci danno ragione. In fondo anche questo ci insegna un po' l'attuale tendenza dei vari social, dei gruppi social, eccetera, che noi cerchiamo sempre di trovare amicizia, conforto, confronto con quelli che
condividono le nostre idee, la pensano come noi, vogliamo in qualche modo sempre essere confermati in quello che noi abbiamo. Quindi ascoltiamo molto poco, ascoltiamo poco chi la pensa diversamente da noi, chi ha altre esperienze, chi ha altre cose da comunicarci. Ecco, l'ascolto forse dovrebbe precedere la parola. Le parole vengono sempre dopo l'ascolto. Noi abbiamo imparato a parlare perché abbiamo saputo ascoltare. Se non avessimo saputo ascoltare non saremmo stati in grado di parlare. Ecco, questo è il primo insegnamento che noi ricaviamo. L'uso del linguaggio è questo, prima di tutto. È soprattutto ascoltare, e dall'ascolto può venire fuori la risposta. Ecco, ascoltare quindi altre storie, altre esperienze, altre persone, vedere punti di vista diversi, è anche questo, nonostante tutto, è anche questo una fonte fondamentale della nostra maturazione, della nostra, io la chiamo educazione all'autonomia, educazione alla responsabilità. Ecco, un'altra parola che forse avrebbe bisogno di essere, come dire, sostenuta nel nostro dibattito pubblico è la parola responsabilità, sentirci responsabili nei confronti degli altri. Ecco, quello che diceva il suo ospite, che fa appunto questa attività di volontariato, è un po' questo, no? Cioè, sentirsi responsabili nei confronti di coloro che ci hanno dato durante gli anni e cui adesso forse dobbiamo restituire, almeno in parte, quello che loro ci hanno dato. Ecco, questo è il senso della partecipazione a una comunità e questo è il senso della responsabilità. Questa parola responsabilità forse è una parola poco, magari molto usata, ma poco, come dire, praticata, poco fatta nostra. Ecco, questo dovrebbe essere un insegnamento che viene fuori da queste storie. Eppure, professore, quando vai nelle scuole, questi ragazzi ascoltano, sono attenti, poi nel momento che tu li annoi non ascoltano più, perché loro hanno una sensibilità che va oltre, basta un sguardo e loro capiscono con quale sguardo li stai guardando, basta un battito di ciglia, forse è questo che non riusciamo a capire, perché poi io mi ritrovo, ecco, su un'altra scuola che anche gliel'ho detto, che parlano i soliti professoroni, e parlano i soliti noti, ma chi se ne frega di quello che mi stai dicendo? Io voglio sentire quello che ti dicono i ragazzi, che vogliono chiederti. Tanto è vero che l'ultima studentessa che ha parlato ha detto: dovete ascoltarci di più, perché ognuno di noi ha una sua testa, un suo cervello, un suo modo di comportarsi. Dovete ascoltarci. Ma lo dicono loro, professore, ma non sono ascoltati? Sentiamo ma non li ascoltiamo, vogliamo sentire quello che vogliamo noi ma non quello che vorrebbero loro, un ascolto serio alla persona. Sentiamo Mirella da Riese, poi mi risponde. Vai Mirella. Mirella? Niente, Mirella non c'è, vediamo. Prego professore, poi sentiamo anche Cavallini. Sì, questo è difficile l'incontro fra le generazioni, lo è sempre stato. È sempre stata una difficoltà parlarsi tra generazioni diverse, tra chi ha avuto anche esperienze, ha valori a questo punto, anche punti di riferimento diversi, e adesso è diventato ancora più difficile, perché proprio questa capacità che hanno i giovani di legarsi fra loro, in questi gruppi sociali, diciamo così, crea un milieu, un ambiente comune che tende a isolarli dal resto. E questo diventa difficile la comunicazione con i professori, con i genitori, con gli adulti in generale. Ecco, quindi bisogna essere molto attenti a questa cosa, perché ha ragione lei, questi giovani, nonostante tutto, hanno bisogno di essere ascoltati, sentono il bisogno di essere ascoltati, vogliono in qualche modo far valere le loro esigenze. Ecco, capire bene quali sono le loro esigenze è forse un compito delle generazioni adulte, questo sicuramente. Grazie veramente per questo, far capire l'importanza dell'ascolto da parte di questi ragazzi. Abbiamo Mirella, è ritornata Mirella, vai Mirella. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno a tutti. Volevo dire, io 10 anni fa ho fatto la domestica per le case, sono andata in diverse case al paese qua dove abito e ho trovato dei ragazzetti che erano a casa sulle feste di Natale, erano a letto, non facevano niente, né compiti né niente, e là abbandonati. Io facevo i miei mestieri, quel che doveva fare, e loro là in camera non facevano niente, erano abbandonati. La mamma che lavorava, il papà che lavorava, la sera si trovavano e neanche parlavano perché avevano fretta, uno per una roba. I bambini erano abbandonati, ma sai quanti che ne ho conosciuto così?
senza parlare con i genitori, tutto col cellulare, tutto con internet, tutto con... È una cosa pazzesca e adesso è sempre peggio. La gente lavora per guadagnare, ma questi ragazzetti sono abbandonati, ma veramente... Grazie della testimonianza Mirella, molto importante quello che hai detto, perché anche così dobbiamo guardare anche questa realtà. Adesso io vorrei parlare anche, ringrazio Cavallin di avermelo portato, allora Forum Terzo Settore, le competenze agite dai volontari, primi dati della ricerca, una ricerca in collaborazione tra Università di Roma 3, Forum Nazionale del Terzo Settore e Caritas Italiana nell'anno europeo delle competenze 2023. Obiettivo dell'indagine. La ricerca, di cui qui si presentano i primi risultati, ha l'obiettivo di studiare le competenze che le persone maturano e mettono in campo nello svolgimento di attività e progetti di volontariato. Rappresenta un contributo all'attuazione della previsione dell'articolo 19,2 del Codice del Terzo Settore, che introduce il diritto dei volontari a vedere riconosciuti in ambito scolastico e lavorativo le competenze acquisite nelle loro attività. Allora, caro Cavallin, io sono entrata in queste scuole, era la prima volta, è quello che ho sentito, perché ho ascoltato e non ho parlato, ho molto ascoltato, i ragazzi mi hanno detto che non conoscono il mondo del volontariato. Lo sentono, fanno la paginetta in classe, il temina, io sono questa associazione, faccio questo, dopo 10 minuti loro si sono già dimenticati, ma soprattutto sono molto lontani dal mondo delle fragilità. Alla mia domanda cosa sono i CEOD, nessuno ha alzato la mano o ha detto io so rispondere, e questo mi ha turbato molto, perché abbiamo diviso i diversamente giovani, abbiamo diviso i bambini dai nonni, non facciamo gli asili nell'RSA e basterebbe copiare in Europa per capire l'importanza. Ecco, soprattutto la resilienza che hanno questi diversamente giovani, specialmente con questa società che li ha esclusi, ecco, che li ha messi all'angolo, e se economicamente non sei in grado di gestirti, ecco, sei ancora più solo. Professore, cosa dice di questa ricerca? Cosa ne pensa? Ma è certo che i giovani conoscono poco queste cose, cioè, o meglio, le sentono e passano come acqua fresca, perché non hanno fondamentalmente come dire, l'esperienza diretta di queste cose. Ecco, diciamo un'altra cosa, che forse una volta in queste famiglie molto allargate, in cui erano presenti i nonni nella stessa casa, c'erano molti figli, molti, diciamo così, parenti, eccetera, tutti insieme, si aveva l'esperienza di queste differenti fasi dell'età umana, differenti fasi della propria esperienza, delle diverse età, ecco, mettiamola così. Si faceva esperienza della malattia degli altri, si faceva esperienza della morte, si accompagnavano i morti, come quelli che stavano per morire, a questo fondamentale trapasso. Ecco, adesso questa cosa qui non c'è più, e quindi non c'è più l'esperienza diretta di questo fatto, e quindi i giovani sono tagliati fuori da questo mondo ed è difficile reintrodurli, farli parlare con questo mondo. Penso a tutto il mondo ovviamente delle disabilità, penso a tutto il mondo delle malattie degli anziani. Ecco, credo che questo sia un altro compito che abbiamo, con cui dobbiamo fare i conti, ma è difficile risolverlo perché è una situazione sociale che lo rende difficilmente praticabile. Abbiamo Lino da Mantova. Ciao Lino. Ciao Mirella e complimenti a tutti i vostre persone che ci sono lì, insomma. Grazie. Ascolti, volevo dire una cosa, se mi permette. Il catechismo una volta insegnava da piccoli, e questo è stato, nelle scuole veniva un'ora a settimana il sacerdote a parlare del Vangelo, questo che l'altro. Le teste, bisogna che si metta in testa da giovani queste cose. Non è tutta una libertà così, tutto è uguale e così via. Quando poi ieri sera ho sentito, che non lo sapevo, contro l'associazione Pro Famiglia che gli ha tirato delle bombe addirittura, hanno fatto disastri, c'è donne che hanno manifestato per questa ragazza, che lo capisco, che l'uomo non deve uccidere, ma piuttosto vattene, ma questo è l'ultima, è una cosa terribile. Però queste femministe hanno fatto molto male nella Pro Famiglia a lanciare delle bombe
e spaccare delle vetrine, sono rimasto meravigliato. Ritornando sui ragazzi, io ho 2 nipoti, l'ho detto ancora lei signora Mirella, quando vengono qui da noi sono educatissimi, ma anche la mamma e il papà li tengono con un po' di rigidezza. Educazione, a tavola, niente telefonino, mangi, parli, dimmi, ti rispondo, io ti aggiungo, eccetera, eccetera. È la piantina che bisogna starci dietro quando è piccola, l'insegnamento, ma anche, ripeto, in chi la Chiesa, il catechismo non c'è più, male. Vi ringrazio, avevo detto la mia idea, grazie signora Mirella, grazie. Grazie a te invece Lino. Ecco, anche questo sempre professor Cortella che salta agli occhi, questo ringraziare e scusa. Ecco, sono 2 parole che io sento in continuazione. Scusa se ho parlato, scusa se ti ho detto, grazie. Ecco, questo è il diversamente giovane, o sbaglio professore? No, è diciamo così, diciamo, vuol dire che abbiamo imparato qualcosa. Ecco, chiedere scusa non è da molti, riconoscere i propri errori non è da molti, ringraziare non è da molti. Quando lo facciamo, quando troviamo persone che sono in grado di farlo, di chiedere scusa, di riconoscere gli errori, di ringraziare, di ritenersi responsabili, significa che abbiamo trovato delle persone che hanno seguito un percorso di formazione che li ha resi realmente autonomi, realmente indipendenti e responsabili. Aggiungo un ultimo elemento su questa cosa della religione a cui accennava il vostro ascoltatore. È una questione con la quale dobbiamo fare i conti. La religione è stata per secoli un elemento fondamentale della moralità degli individui. Cioè abbiamo acquisito valori morali, comportamenti, perché c'era la religione. Adesso la religione progressivamente ha perso presa sulla società. Le nostre sono società fondamentalmente secolarizzate, sono società che ormai in cui la religione conta molto meno di quanto contasse, non dico secoli fa, ma appena 50 anni fa, e quindi il compito delle società contemporanee è quello a questo punto di sostituirsi a quello che era il compito fondamentale della religione, che era quello appunto di creare una coscienza morale. Il problema di creare una coscienza morale diventa un problema a questo punto istituzionale, sociale e politico. E questo è il compito che abbiamo di fronte, lo dobbiamo sapere. La religione non può più assolvere a quel ruolo, perché di fatto non è più così, no? Al di là del fatto che lo vogliamo o meno, non riesce più a svolgere quel ruolo deve essere in qualche modo preso in carico dalle istituzioni sociali. Paola da Campo San Piero, vai Paola, veloce perché sono in chiusura. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno a tutti. Volevo dire una cosa. Si parla di insegnare l'educazione sessuale nelle scuole. È utile, però secondo me non si deve fermare solo a questo, si deve fare anche qualcosa di più. Per me la materia più indicata sarebbe psicologia della comunicazione, che è una materia vasta, poi ogni insegnante sceglie un autore da seguire e insegna il rispetto, a distinguere tra cosa e cosa, e per me sarebbe molto utile affiancare, che sì, insomma, penso che 4-5 lezioni di educazione sessuale, e sarebbe molto più interessante insegnare questa materia. Ti ringrazio, ciao, buona giornata. Grazie Paola, vediamo se il professor Cortella riesce a rispondere in maniera veloce. Sì, 2 parole. Credo che abbiamo bisogno di 2 cose. Abbiamo bisogno di apprendere delle nozioni, quindi tutte le discipline che servono a questo, psicologia ovviamente, perché no? Benissimo, abbiamo bisogno di far apprendere nozioni agli studenti. Seconda cosa, però non bastano le nozioni, bisogna educare ai sentimenti, alla relazionalità, educare a governare le pulsioni. Questa è l'altra cosa, e su questa cosa la scuola è manchevole, è molto più difficile, più facile trasmettere nozioni, più difficile educare al sentimento, e credo che di questo abbiano bisogno i giovani adesso.
Grazie professore. Allora Giancarlo Cavallin, so che vedo anche dei Sì, poi ti opuscoli. lascio. Cosa hai portato questa mattina e come ci saluti? Io poi ti lascio un po' delle cose che poi vedi, insomma, se possono tornare utili. No, io concluderei un po' con questa riflessione. Io credo ci sono delle grandi potenzialità. È vero, abbiamo grandi difficoltà che durante questa discussione sono emerse in modo evidente. La difficoltà del rapporto tra generazioni e molti altri aspetti che non permettono, diciamo così, una vita più agevole per diverse persone. Però ecco, credo che bisogna utilizzare queste potenzialità che ci sono, costruire un rapporto tra amministratori, responsabili dei servizi, con i soggetti sociali, andare sempre più verso un discorso di amministrazione condivisa, che vuol dire assumersi tutti la responsabilità. E credo che questo sia l'aspetto sul quale bisogna assolutamente lavorare, perché in questo modo forse possiamo anche ricostruire maggiormente valori morali e impegno da parte di tutti nei confronti della propria comunità. Io però aggiungo, Giancarlo Cavallin, tu mi conosci, che forse dobbiamo anche capire chi fa cosa nel mondo del volontariato. Assolutamente. Perché se tutti facciamo tutto, poi ci ritroviamo con un pugno di mosche, troviamo l'anziano morto in casa perché non conosciamo il suo nome e l'indirizzo, ecco, vediamo la persona che si suicida, che si butta sotto il treno perché non ha nessun ascolto o si annega. Forse anche noi dobbiamo fare chiarezza tra di noi, capire chi siamo e chi fa cosa. Grazie veramente al professor Lucio Cortella, professore ordinario di storia della filosofia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie a Giancarlo Cavallin, presidente Università itinerante Sinistra Piave, referente Auser Treviso. Grazie, pubblicità. Presento subito, veramente grazie di essere con noi Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, Associazione Difesa Consumatori Venezia, perché vorremmo anche capire e se forse ha la possibilità di darci dei numeri veri, sinceri, perché sa Codognato, quando sento gli italiani a Natale spenderanno, ma queste qua dove bisogna trovare? Nei saldi spenderanno 200 euro a testa, ma dove vai a trovare questi numeri? Prego Codognato. Tanto un saluto Mirella, un saluto ai telespettatori. Sì, allora un po' la questione dei dati che vengono diffusi, diciamo, sia prima di Natale, prima dei saldi e quant'altro, insomma, lasciano sempre un po' il tempo che trovano, ci rendono molto perplessi, anche perché quasi sempre noi guardiamo e diciamo ma io non spenderò quelle cifre, spenderò sicuramente molto meno, la maggior parte delle famiglie non va neanche a comprare in saldo. Comunque in ogni caso diciamo che quando io sento quei numeri dico sempre andiamo con cautela, come sono stati tirati fuori, come vengono fatte le indagini, insomma ascoltiamoli così tanto per curiosità, però non li prenderei come oro colato, perché poi in realtà la realtà è un'altra. La realtà è quella dell'Istat, la realtà è quella della quotidianità che vediamo. Che sono altri numeri. Che sono altri numeri, sono allora, altre situazioni. Che numeri vuole darci questa mattina, Codognato? Numeri seri, veramente credibili, prego. Sì, allora io resto stupito quando guardo le indagini dell'Istat, che quindi stiamo parlando di un istituto di statistica serio, insomma, e che parla delle spese delle famiglie. Allora io ti dico Mirella, se guardo la spesa mediana, cioè quella compiuta da più della metà delle famiglie, nel 2022 è stata una media di 2.300 euro, ciò vuol dire che le famiglie mediamente nel 2022 hanno speso 2.300 euro per tutte le spese possibili, quindi che vanno dai prodotti alimentari, le bollette, il ristorante, la cura della persona. L'80% è andato per bollette e prodotti alimentari. L'80% bollette e prodotti alimentari. Cosa succede? Succede che uno si chiede, ma 2.300 euro una famiglia ce li ha? Sì, forse con 2 stipendi
si arriva giusto a quella cifra. A fine mese, dice lei? È 2.300 euro al mese. Al mese. Quindi vuol dire che spieghiamo sì, bene sì, che così... i dati sono al mese. Sono Al mese. Una famiglia in media veneta ha speso nel 2022 2.300 euro. Di quante persone questa famiglia? La famiglia di media è 2,5. So che è una cosa un po' strana, però è 2,5 persone. E chiaramente questa cifra è nettamente superiore a quella spesa rispetto al 2021, vista l'inflazione del 2022. Stiamo parlando di 100-200 euro in più al mese. Nel 2023 la spesa aumenterà ancora, perché l'inflazione è diminuita, ma c'è sempre, ed è sempre rispetto al 2022. Quindi la domanda che io in realtà pongo anche a chi ci ascolta: ma voi riuscite ad arrivare a fine mese? Perché i 2.300 euro di cui parla l'Istat sono spese necessarie, cioè non sono le spese c'è anche il ristorante in mezzo, ma sono spese minime. E quindi mi domando, se una famiglia non ha questi soldi, cosa fa? Non riesce ad arrivare a fine mese. Se non riesce ad arrivare a fine mese, cosa fa? Chiede dei prestiti, si indebita, si crea delle morosità. Se ho una morosità sulla luce e sul gas, a un certo punto il fornitore mi stacca la luce e il gas. Quindi io veramente mi chiedo come si faccia a vivere con stipendi di questo tipo che sono fermi da anni, con pensioni che per fortuna vengono rivalutate, perché questa è anche una conquista che è stata fatta negli anni, vengono rivalutate e sono quelle che un po' si salvano. Però io veramente ne approfitto anche di questi programmi per chiedere: voi riuscite ad arrivare a fine mese? Quanti sacrifici fate per arrivare a fine mese? Una cosa che abbiamo notato che è tremenda, l'abbiamo notata proprio dallo studio di Istat, una delle rinunce principali è sulla salute. Pensate. Cioè, se io vedo che nel 2022 rispetto al 2021 sono aumentate le spese un po' per tutto, a causa dell'inflazione, vedo che però è diminuito dello 0,5% la spesa per la salute. Mettiamo il dentista, ho un problema al dente, non vado dal dentista, perché so che in questo momento i 1.000 euro che mi chiedi, 100 e 500, non ce li ho. O il fisiatra? Fisiatra, devo farmi una visita che non mi viene passata, perché voglio dire, non tutte le visite vengono passate, quelle urgenti uno può farla pagando il ticket, eccetera, ma uno magari fa una visita specialistica. Diciamolo, tanta gente non si sta curando, le persone anziane soprattutto, che magari dicono: vabbè, tanto cosa cambia? È una situazione grave. Io veramente voglio sapere dalla gente: voi arrivate a fine mese? Allora, un'altra cosa che vorremmo capire anche questa mattina: sembra che l'Europa ci dica che adesso nel 2024 dobbiamo cambiare i gestori. Ecco, ci spiega cosa succederà, perché non c'è trasparenza. Se qualcuno ha capito qualcosa, me lo dica. Tanto c'è già il governo diviso a metà, uno da una parte e uno dall'altra. Stiamo parlando del governo, di quelli che sono nella stanza dei bottoni. Meloni fa una cosa, Salvini invece dice non va bene. Cosa succederà? Cos'è questo cambio gestore? Allora, sono un po' impopolari rispetto a una posizione molto forte di alcune associazioni contro lo stop al mercato tutelato, ovvero, voglio essere chiaro, noi da gennaio, dal 10 gennaio esattamente, avremo un primo passaggio, un primo stop al mercato tutelato per i clienti domestici del gas. In Veneto sono circa 1.800.000 gli utenti del gas, di cui 600.000 sono nel mercato tutelato attualmente, quindi 33%. Cosa dovranno fare questi 600.000? Dovranno decidere con quale fornitore andare nel mercato libero. Non tutti 600.000, tra l'altro, perché un 40% resterà nel tutelato perché è delle categorie vulnerabili. Quindi una piccola parte, una parte di questi 600.000 dovrà scegliere dove andare, con quale fornitore andare, se è nel tutelato. Tutti dobbiamo fare questo. Quelli che sono nel tutelato e che non sono nella categoria dei vulnerabili. Ok, questo è il gas dal 1 gennaio. Uno può rimanere con lo stesso gestore e non fare niente? Può rimanere con lo stesso gestore, però nel mercato libero. Ovvero io sono, adesso non facciamo pubblicità, col gestore A, che ha sia mercato libero che tutelato, posso dire: vabbè, resto con te, mi porti nel libero. Oppure posso scegliere un nuovo gestore. Qual è il problema? Stiamo a parlare del gas, ok? Le offerte sono tantissime nel mercato libero, è questo il grande problema per la gente. Ne contiamo 516, ne ho contate 2 o 3 settimane fa. Di queste 416, quasi tutte sono meno convenienti attualmente del mercato tutelato, però ci sono delle offerte più convenienti. In questo caso molto ridotta, abbiamo lo 0,8% di offerte più convenienti nel libero rispetto al tutelato. Ma arriverà a casa qualcosa, ci chiederanno qualcosa, perché non sappiamo niente, tutti parlano ma... Assolutamente, se noi non compiamo nessuna scelta,
a poco noi restiamo in una via di mezzo, nel settore placet, dove i prezzi vengono fissati un po' dall'autorità ma anche dai gestori. Sono prezzi molto alti, quindi meglio non restare nel placet, ok? Questo riguarda il gas, poi l'energia elettrica anche altri tipi. Però ecco, diciamo, non prendiamo paura. Ecco, io voglio che non ci sia questo dramma che è stato creato, in questo caso non dal governo ma dall'altra parte, ma qua io vedo una politica orrenda da questo punto di vista. Vorrei dopo farti qualche esempio, ma se abbiamo tempo. Quindi nessun dramma. Chi è vulnerabile non ha nessun problema, non deve fare niente. Vulnerabile vuol dire problemi economici, quindi chi già è percettore di bonus o cose del genere, categorie fragili, disabili, quindi voi state tranquilli, voi rimanete nel tutelato. Gli altri che siamo noi. Io sono già nel libro, lo ammetto, gli altri che siamo noi, passiamo al libro, non è una tragedia. Nel libro si può anche risparmiare. Chi era nel libro nel 2021 e ha scelto per esempio le tariffe fisse, nel 2022 con gli aumenti incredibili, lui è andato di lusso perché ha mantenuto la tariffa fissa. È l'azienda che gli ha fatto la tariffa fissa che ha avuto grossi problemi, ok? Però ecco, non è il male assoluto il mercato libero. Ricordiamoci che la concorrenza dovrebbe portare anche ad abbassare i prezzi. Nel settore delle telecomunicazioni, da quando c'è stata la liberalizzazione, sinceramente con 6 euro noi possiamo fare tutto col telefonino al mese. Adesso io so che sono un po' impopolare perché chiaramente ho sentito dire anche appunto dalla stessa Schlein, che mi ha un po' stupito perché poi la liberalizzazione parte da Bersani, dal primo decreto Bersani, mi ha un po' stupito questo attacco alla tassa Meloni. Non è vero, è dal 2019 che doveva esserci lo stop definitivo al tutelato. Non prendiamo paura, non voglio che la gente si terrorizzi. No, ma vede Codognato, perché l'ho invitata? Perché noi abbiamo bisogno di trasparenza, perché non possono pensare che la gente a casa, visto che siamo anche una popolazione di diversamente giovani, molto in solitudine, visto che i servizi sociali purtroppo non funzionano come dovrebbero funzionare e che non abbiamo punti di riferimento per far capire l'importanza invece della scelta. È questo che diventa importante, capire ed essere sicuri che stai facendo una scelta ottima. Qui ci dovrebbe fare un accompagnamento, è come lo speed, ma come mettono il speed e non sai neanche chi, come, cosa, perché difficilissimo poi, perché veramente è stato un trauma anche per persone anche che non avrebbero mai immaginato di non essere così. Ecco, tutti quanti penso. Ecco, io ho avuto un chirurgo che ha detto la prima volta, un cardiochirurgo, ecco, non riuscivo a farlo, l'ha detto qua. Ecco, non pensa che forse ci vorrebbe un po' più tutela del cittadino? Ecco, voi che spiegate bene, come state facendo questa mattina, quello che succederà. Ecco, dove posso andare? Come posso tutelarmi? Chi mi tutelerà? Le associazioni dei consumatori. Perché se non ci fidiamo neanche di questo, allora il fai da te poi comporta che ti arriva la truffa e la fregatura. Come è già successo in passato, prego. Sì, è tutto giusto, nel senso che noi stiamo dicendo il mercato libero non è il male assoluto, non è un dramma, però come dici te, Mirella, sarà un grande problema la scelta. Se io ti dico che ci sono 520 aziende fornitori di gas, ne abbiamo contate 680 fornitori di energia elettrica, è chiaro che sei in un mare magnum incredibile, però se ti guardo l'energia elettrica io ho contato che c'è un 16% di aziende che per esempio 2 settimane fa proponevano prezzi inferiori al tutelato, quindi il problema è scegliere. Allora sì, stanno esplodendo app, vediamo anche in televisione, no? Le app per le scelte, e ci sono le associazioni dei consumatori. Noi abbiamo fatto un invito palese al governo perché da gennaio ci sia veramente un patto con le associazioni o insomma con le persone esperte affinché si organizzino proprio degli incontri oppure si organizzino proprio dei centri attraverso i quali una persona può andare e dire: io solitamente consumo questo e questo, cosa mi conviene fare? Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, volevo chiedere, io sono già al mercato libero, difatti io ho bloccato il prezzo che adesso il sblocco verrà fatto a marzo del prossimo anno e mi sono trovata che ho risparmiato perché il mio prezzo era sempre quello
non ho avuto gli aumenti. E dopo volevo fare un reclamo attraverso la televisione. E io da un mese non vedo il postino. Sto attendendo l'S24 del comune per il pagamento dell'IMU. Ho dovuto telefonare in comune e mi hanno detto che l'hanno spedito al 15 di novembre. Io ancora a oggi, Treviso, devo ancora ricevere niente. Se io non pago la multa e dopo chi mi dà i soldi? Ma insomma queste poste non funzionano, non funziona niente. Era meglio prima, almeno il postino veniva anche per una lettera. Adesso tutto via email, tutto via telefonino. Dopo volevo chiedere al signore, come mai certi prodotti nei supermercati si trova meno prodotto con stesso prezzo di prima? Ho osservato dei vasi di pomodoro, stesso prezzo che era un mese fa, adesso prima era 400 grammi, adesso 300, però è sempre stesso prezzo. Non hanno aumentato ma hanno abbassato il contenuto. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, prego Codognato. Sì, per quanto riguarda il primo punto è il consiglio è quello ovviamente di presentare il reclamo alle poste di Treviso, credo di aver capito. Sì. Ma per quanto riguarda il secondo punto sorrido perché ovviamente sono totalmente d'accordo con la signora. Ormai da un annetto che noi lo denunciamo ma ce lo segnalano tutti. L'escamotage trovato da molti produttori per far finta che insomma, vengano incontro alla gente è quella di dire per risparmiare loro facciamo dei prodotti con meno quantità allo stesso prezzo. Speriamo che non se ne accorgano, se ne sono accorti tutti. Perché io ho visto anche delle confezioni di brodo che palesemente si sono ridotte, hanno lo stesso prezzo. E questi sono degli escamotage abbastanza vergognosi, antipatici, proprio odiosi. Io l'ho notato anche su dei cioccolatini molto famosi che prima erano di una dimensione, come dice Nadia, pazzesco. Adesso è diminuita la dimensione, sono molto più piccoli. Però la gente è più furba di loro perché se ne sono accorti tutti, non è passato. Che passi inosservato, però Codognato, quello che mi meraviglia e che vorrei capire con lei, per questo l'ho anche invitata, io al banco alimentare faccio dei test e ho detto, voi siete nel mercato libero o nel mercato tutelato? Sa che non lo sanno? Cosa sia sta roba? Dove ha leso? Vabbè, lo si vede chiaramente dalla bolletta, certo. Ma non riescono a leggere la bolletta. Allora, e poi ci dimentichiamo se fanno le truffe agli anziani. Cioè, vogliamo parlare, certo. Codognato? Sì, allora... Nessuno dice che bisogna studiarsi la bolletta però da qualche anno a questa parte è stata un po' semplificata nella sua lettura. Diciamo che se ci si impegna si possono trovare tanti elementi. Impegnarsi, Allora, se veramente si vuole dire o anche avanzare delle critiche nei confronti del proprio fornitore, bisogna saperla leggere, ma non è così impossibile. Se volete, dico come... Ma in realtà la bolletta presenta un po'... le voci principali sono quelle che riguardano i consumi, ed è là che si gioca tutto il prezzo da parte del fornitore. E le altre voci sono praticamente quasi e dopo c'è il trasporto, quello che viene chiamato trasporto del contatore. Accise, praticamente. Sì, diciamo sono due voci che riguardano proprio il consumo, che sono proprio i consumi e trasporto del contatore, che una volta la gente ci chiamava dicendo ma a me non hanno portato nessun contatore, in realtà è solo la distribuzione, riguarda la distribuzione della fornitura. Gli altri sono tutte tasse. Esatto. Sulle tasse anche il fornitore non può fare nulla, quindi ecco, quando vediamo che quello è scandaloso, quando vediamo in una bolletta il 40% di tasse, prendiamocela col governo, non con il fornitore, ok? Questo è chiaro. La bolletta si può leggere, si vede chiaramente anche quando si è nel mercato libero o nel mercato tutelato, e chi è nel mercato tutelato solitamente in questo periodo viene bombardato, e questo è un altro problema,
dal call center, da venditori porta a porta che lo invitano a passare nel mercato libero. Una volta lo dicevano sta per finire il tutelato, lo dicevano già 2 anni fa. Adesso è vero, adesso se ve lo dicono è vero, perché al 2024 sparisce e tendenzialmente rimane solo mercato libero. Rimane solo il mercato libero più le tutele che ci sono per, mi ero dimenticato anche per gli over 75, quindi se una persona mi dice ma un anziano come fa? Un over 75 può restare nel tutelato. Quindi vediamo che non ci sono proprio degli elementi per cui dobbiamo strapparci i capelli o degli elementi per cui dobbiamo pensare alla nuova tassa che ci viene introdotta, perché anzitutto non è detto che nel libero si spenda di più che nel tutelato. Non è detto che sparendo il tutelato magari si crei una concorrenza più favorevole e si vada a un abbassamento generale dei prezzi, come è successo nella telefonia. Io mi ricordo che una volta un messaggio costava 500 lire, adesso parlo ancora in lire, adesso non costa niente. Cioè, ci sono dei vantaggi a volte in pochi settori con la liberalizzazione, in altri assolutamente no. Okay? Secondo me, secondo noi, quello del luce e gas, tra l'altro, rientra nel PNRR. Questo passaggio, questo stop, non è un'invenzione adesso che si è fatta in questi mesi. E per cui secondo me potrà essere un vantaggio. È chiaro, la scelta non è facile. Bisogna un po' applicarsi, ma si può trovare un buon fornitore. Tra l'altro, da un fornitore si può anche cambiare e passare a un altro. Ma non è il sogno delle allodole, nel senso che al momento cambio, questo è successo anche per la telefonia, perché dobbiamo anche dire le cose come stanno. Sì. Dopo alla fine ho avuto più problemi che non come li avevo, cioè è una finta, c'è una nebbia che non riusciamo a vedere bene perché non è ancora chiaro, ma alla fine poi si torna tutto come era prima, cioè cambiare per non cambiare. Cosa cambia alla fine? Se poi al momento ho questa convenienza, ma dopo nel giro di pochi anni vedo che questa convenienza non c'è più perché automaticamente si alza, perché questo succederà a Codognato, questo succederà, tanto è vero che ha detto lei questo numero di nuovi gestori che fa impressione. Cioè stiamo parlando di più di 500 gestori, è una cosa pazzesca. Però mi permetta di salutare anche il dottor Marco Guidarini, presidente Associazione Motociclisti Incolumi da Chianciano Terme. Buongiorno dottor Guidarini. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lei nel mercato libero o nel mercato tutelato, dottor Guidarini? Per ora sono nel mercato tutelato, per ora sono nel mercato tutelato. Ecco, avete sentito come ha spiegato molto bene che lui sa che è nel mercato tutelato. Ma dottor Guidarini, secondo lei siamo tutelati nel vero senso della parola oppure ci fanno vedere i sogni delle allodole, i voli delle chimere? Io non sono un tecnico, però certe volte chiaramente viene il sospetto che anche, anche la lettura della bolletta, giustamente veniva detto che è stata un po' semplificata e questo un po' mi preoccupa, perché comunque io forse sarò poco dentro la materia, però certe volte ho difficoltà a leggere una bolletta, capire quanto vanno ad esempio nella ricerca di nuove risorse energetiche e poi bisogna vedere se effettivamente vanno nella ricerca di nuove risorse, quindi sinceramente non sono così chiare le bollette, però è appunto per non fare salti nel buio, non cascare dalla padella alla brace, come si dice, preferisco rimanere nel mercato tutelato. E fa bene. Dottor Guidarini, allora presentiamo anche questa associazione che magari chi non la conosce capisce, perché qui il dottor Marco Guidarini, l'associazione Motociclisti Incolumi. Prego, dottor Guidarini. Allora, l'associazione Motociclisti Incolumi, sarebbe Incavolati, è nata dalla passione di un gruppo di motociclisti, medici, ingegneri, che poi sono appassionati di moto, per la prevenzione degli incidenti stradali. È un tema urgente, è un tema molto attuale, anzi sempre più attuale, perché sulle strade purtroppo si assiste ogni giorno a eventi a rischio, e quando si legge sul giornale troppo frequentemente ci sono persone che hanno lesioni gravi o addirittura perdono la vita per errori di guida, per mancanza anche di educazione stradale, ma anche per infrastrutture che sono nel 1950, sono state progettate nel 1950 e tali sono rimaste.
È come se io pagassi 50.000 euro per acquistare un veicolo, mi danno un'autovettura con 50.000 euro che è senza cinture, senza airbag e quindi non ha gli elementi di protezione attiva e passiva che meritano. Le infrastrutture italiane purtroppo sono rimaste indietro di 50 anni e soprattutto noi motociclisti subiamo la mancanza di ergonomia. Ecco, questa parola magica, ergonomia, dovrebbe essere obbligatoria in chi progetta e costruisce strade. Come io sono un traumatologo, sono un medico, se entrassi in sala operatoria e non conoscessi, ignorassi totalmente il concetto di sterilità e di asepsi, mi metterebbero in galera. È assurdo che in Italia il concetto di ergonomia, ad esempio, mettere un lampione ha lo stesso costo per un'amministrazione, ma tra metterlo all'esterno di una curva e metterlo all'interno di una curva ha una differenza di sicurezza enorme. Se l'amministrazione lo pone all'esterno della curva è questione di tempo, prima o poi qualcuno ci si fa male, per non dire ci si ammazza, o con la moto o con la macchina, perché con lampione anche con autovettura ci si ammazza. Quindi purtroppo ognuno di noi sa che tragedia è stata gli alberi a fusto piantati ai lati delle strade, incoscientemente ai lati delle strade, ma veniva fatto nella seconda guerra mondiale per coprire i convogli militari, i camion militari dagli attacchi aerei. Ma siccome ora, grazie a Dio, per fortuna non siamo in guerra dal 45 in poi in Italia, non ci sono state guerre, non si capisce come mai sono stati piantati anche successivamente alberi a fusto, pini, cipressi, platani, contro i quali ognuno di noi ha ricordi di amici oppure anche incidenti personali con conseguenze gravi. Mentre invece le vie di fuga, e per questo gli autodromi sono un'università, perché gli autodromi dovrebbero insegnare tante lezioni di ergonomia, far capire che una via di fuga, un campo, è la miglior via di fuga per una moto e per una macchina, e è assurdo metterci un guardrail, soprattutto se non c'ha le protezioni salvamotociclisti inferiormente. C'ha i paletti, quei paletti taglienti a 40 km/h, che in fisica sono 11 metri al secondo, uccidono anche una persona che magari viene urtata da una macchina o per sbaglio c'è il fondo viscido, scivola, finisce con uno dei paletti, dei guardrail e ci perde la vita. Però, dottor Guidarini, io sono anche dell'idea che forse bisognerebbe fare più sicurezza stradale, guida sicura nelle scuole, anche nei pomeriggi, perché io vedo che questi ragazzini hanno queste motociclette, ecco, anche molto belle, però che le guidano con una superficialità incredibile. Sembra che siano nelle piste dove si può correre. Ecco, all'improvviso alzano queste moto in mezzo alla strada, li vediamo perché non conoscenza, rendersi conto del pericolo anche per tutta, non solo per loro, ma anche per le persone che transitano. C'è molta superficialità alla guida sia della motocicletta, della macchina, specialmente i giovanissimi pensano tutti di essere, ecco, Valentino Rossi o quasi. Prego. Sì, allora, io la chiamerei più che superficialità un ragazzo di 14 anni, mi metto io nei panni di quando avevo 14 anni, è entusiasmo, esuberanza che chiaramente va giustamente educata. Noi ad esempio abbiamo fatto un bellissimo incontro con le scuole, 160 alunni delle scuole medie di Misano Adriatico, l'abbiamo fatto il 15 settembre e abbiamo regalato, con i soldi della nostra associazione, abbiamo regalato 160 paraschiena che un'azienda famosa come l'Alpinestar ci ha messo in condizioni di acquistarli, e abbiamo regalato 150 paraschiena per diffondere la cultura delle protezioni del sistema nervoso centrale, quindi un buon casco integrale sicuramente meglio e un gilet molto pratico, molto bello anche esteticamente, con il paraschiena posteriore che protegge appunto la colonna vertebrale, è una protezione assolutamente consigliabile. Non voglio esagerare, però anche se venisse obbligatoria non sarebbe sbagliato, perché è paragonabile al casco, e anche con uno scooter chiaramente una scivolata contro un marciapiede, contro un paletto, può trasformarsi in una... E fa bene a dirlo perché sono importanti le parole che sta dicendo, i consigli che sta dando, dottor, veramente, perché forse guardi che c'è anche superficialità nel momento che si esce, cosa si indossa, così vale per quelli che vanno in montagna, per quelli che guidano la macchina, la motocicletta, la bicicletta.
bicicletta, dobbiamo essere un po' più consapevoli anche dell'abbigliamento e dei mezzi che abbiamo per uscire di casa e vedere con quale mezzo usufruiremo quel mattino. Abbiamo Maria, ciao Maria. Pronto? No, Maria non c'è. Allora, quello che volevo anche capire, Codognato, è i giovani e i consumi. Ecco, noi vediamo questi giovani che consumano delle schifezze molte volte, mangiano malissimo, ma sono anche cose che costano e a fine mese è un costo per la famiglia, perché poi i soldi li tirano fuori le famiglie, i genitori. Allora, com'è? Appunto, si rendono conto, ecco, i giovani, ecco, i costi che hanno questi drink, abbiamo sentito 5-10 euro, dopo vogliono anche che gli paghiamo il taxi per portarli a casa, cioè ci sono veramente delle situazioni assurde. Prego. Sì, diciamo che da questo punto di vista, diciamo che tu facevi giustamente l'esempio dell'aperitivo e devo dire, insomma, anche chi non lo fa o chi non l'ha fatto, però effettivamente a volte ci si chiede se poi pagano i genitori, appunto, cosa si può dire appunto a un ragazzo che esce e spende 30, 40, 50 euro solo in pre-cena per l'aperitivo, per lo spritz, che tra parentesi, come dici tu, non fa neanche bene per la salute. Tra l'altro dalle indagini Istat, sempre che sulle spese, risulta che i giovani che vivono da soli, in questo caso tra i 18 e i 34 anni, hanno speso nel 2022 in media 1.770 euro, quindi un giovane che vive da solo 1.770 euro. Non credo che in questo caso, se vivi da solo e sei monoreddito, ti possa permettere tanti spritz, tante cene fuori. Per questo non vanno via di casa. Per questo non vanno via di casa, per questo diciamo che se si resiste in casa. E là forse la tiratina delle orecchie bisogna darla ai genitori, certo, se sono loro che danno i soldi, perché veramente per esperienza passata, presente, eccetera, vedo che allo spritz, all'aperitivo, quello non si rinuncia assolutamente. Va bene perché è un momento di socialità, però devo dire che la gente spende anche perché i prezzi sono molto elevati. Per esempio, secondo me, i prezzi delle birre venduti nei locali sono totalmente fuori mercato rispetto al prezzo reale del prodotto. Come che Natale prevedete, Codognato, quest'anno? Bah, allora la 13ª, per chi ce l'avrà, è già stata mangiata dall'inflazione, questo è palese, ma anche di più, cioè anche più della 13ª. E sarà un Natale in cui chi può permetterselo, e lo vedremo nelle indagini famose di cui parlavamo prima, andrà in montagna, comprerà un sacco di regali, c'erano un sacco di regali sotto l'albero. Si spenderà 200 euro a testa. La realtà è che, io te lo dicevo prima all'inizio e appunto lancio questa domanda anche ai telespettatori, se veramente solo per bollette e luce, per bollette e prodotti alimentari, una persona spende l'80% dei 2.300 euro che una famiglia spende al mese, ha speso al mese nel 2022, mi chiedo cosa avanzi per i regali. Senza mettere l'affitto o il mutuo magari. Diciamo che quando parlo di bollette in realtà parlo dei costi della casa, quindi c'è anche l'affitto e tutto. Lo spieghiamo perché sennò dice, questo... L'80% di questi 2.300 euro spesi in media dalle famiglie veneziane nel 2022, secondo l'Istat, quindi non secondo indagini, l'80% va per bollette, mutui, affitto e prodotti alimentari. Quindi io non so quanto avanzi per comprare i regali e per andare in montagna. I discount hanno avuto un aumento incredibile rispetto ai supermercati, bisogna anche dirle queste cose, perché quelli sono i soldi che hai e quelli devi spenderli. Ecco, bisogna anche dire che molte persone si avvicinano anche ai discount proprio perché trovano dei prezzi che per loro sono più appetibili che non andare nel supermercato tradizionale. Ti dirò di più, proprio l'Istat certifica che in realtà nel 2022 rispetto al 2021 si è speso molto di più, però quasi a parità di consumi, però c'è scritto chiaramente che le famiglie hanno imparato ad adottare comportamenti virtuosi. Uno di questi è andare al discount, un altro è capire di chiudere la luce quando non serve, l'acqua, eccetera, il chilometro zero. Questa è l'unica nota positiva dell'inflazione esplosa nel 2022. Ha fatto crescere una coscienza nelle famiglie e ha fatto aumentare i comportamenti virtuosi, lo dice l'Istat.
quindi non lo diciamo noi. E dati l'unico ufficiali. vantaggio, speriamo che resti questa abitudine. Allora, dottor Guidarini, ecco il bere, ecco questi ragazzi, abbiamo detto questi drink, lei cosa vede dal suo importante osservatorio anche come medico, prego? Ma chiaramente i giovani recepiscono anche quello che gli diamo noi più grandi, più adulti, come messaggi. Riguardo al discorso che veniva fatto fino ad ora, io ho avuto una palestra per 20 anni, quindi diciamo, sono stato a contatto con tanti giovani e ho cercato sempre di indicargli dei comportamenti virtuosi. Lo sport per questo è una cosa meravigliosa e potrebbe veramente avere una valenza ancora maggiore educativa. Ma perché non incentivare una bella bruschetta come apericena? Pronto? Sì, la sentiamo, dottore. Perché non incentivare anche nei bar e chi fa l'apericena una bella bruschetta e soprattutto i prodotti italiani? Noi abbiamo l'alimentazione mediterranea, è un patrimonio dell'UNESCO, è la migliore alimentazione del mondo, quindi potrebbe essere promossa anche fra i giovani tanti prodotti sani e diciamo mediterranei, magari anche italiani. Quindi aiutiamo anche le aziende italiane, perché attualmente non viene incentivato l'uso di dell'alimentazione mediterranea. Ecco, questo è quello che si potrebbe fare noi, perché i giovani prendono anche quello che gli diamo noi come indicazioni e come cultura. Certamente lo spritz è meno sano diciamo di una apericena a base che può Devo essere chiudere, dottor Guidarini, è arrivato in ritardo, la inviterò ancora perché voglio parlare anche di sicurezza stradale con lei. Ringrazio tantissimo anche Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Attico, Associazione Difesa Consumatori. Grazie dottor Marco Guidarini, presidente Associazione Motociclisti Incolumi di Canciano Terme. Grazie, la posta di Mirella.
This is what I love about a parade of champions. Yevgeny Pushkin.